sera abbiamo deciso di parlare con il Movimento 5 Stelle, portare un tema che ci sembra molto attuale, che è quello del project financing. È un tema, diciamo, è un metodo di finanziamento delle opere pubbliche, principalmente, che molti di voi già conosceranno, molto utilizzato, che però secondo noi nasconde dei problemi occulti, diciamo, ecco, delle problematiche per le pubbliche amministrazioni che a volte rappresentano una vera e propria trappola. Siamo contenti appunto del fatto che siate qui, che non siate rimasti davanti alla televisione, ma che abbiate deciso di partecipare e di venire a conoscere qualcosa di nuovo. Di solito come Movimento 5 Stelle proponiamo più delle tavole rotonde, questa sera per ovvi motivi non sarà possibile, però ecco, ci auguriamo la vostra partecipazione, magari alla fine se ci sono delle domande, se ci sono delle curiosità, i relatori saranno sicuramente disponibili a soddisfare, diciamo, tutte quelle che sono le vostre curiosità, appunto, se ci sono dei dubbi. Il tema è, come ho già detto, di grande attualità. Il project financing appunto si utilizza ormai da anni, però secondo noi non se ne parla abbastanza, e spesso anche la pubblica amministrazione, secondo noi, quindi gli amministratori, mi pongo io ad esempio come consigliere comunale, ma anche forse a volte i dirigenti, ma anche chi si trova a ricoprire il ruolo di assessore, spesso non conosce, a nostro avviso, la grande trappola che per noi è rappresentata dal project financing. Sul territorio comunale di Rovigo ci sono molti, anche da noi appunto molti esempi, ma su tutto il territorio polesano. Faremo con i relatori che poi vi presenterà Michela un excursus, diciamo, più ampio, e per poi tornare al problema più locale, più surregionale, con anche la presentazione di un libro, comunque parlando della pedemontana. Per introdurre i relatori passo la parola a Michela. Sì, allora adesso io vi presento i nostri relatori. Project financing, come vi ha già anticipato abbondantemente Barbara, è un sistema che è molto più usato di quello che si pensa, viene utilizzato nel nostro territorio anche a livello locale. Io sono di Adria, ad Adria si parla di project financing addirittura per l'ampliamento del cimitero, con il rischio di non avere neanche i soldi in futuro per poterci permettere un loculo, oltre che per la casa di riposo, per la manutenzione delle strade, a Rovigo per il polo natatorio. Quindi è veramente un argomento di cui si parla poco, ma che bisogna assolutamente cominciare ad affrontare e a conoscere di più. Ve ne parla questa sera dettagliatamente l'ingegnere Ivan Cicconi. Ingegnere è una storia personale e professionale che si è formata nel mondo delle costruzioni e degli appalti e che l'ha portato a distinguersi in un mondo che è difficile per l'impegno nell'ambito della sostenibilità e del contrasto alla corruzione. È conosciuto per essere uno dei maggiori esperti di infrastrutture e di lavori pubblici, con alle spalle una ultradecennale esperienza nel settore. È in contatto continuo con associazioni come Libera e come Avviso Pubblico che si occupano di mafie, e si è battuto e sbatte in prima persona contro la penetrazione delle mafie nel settore degli appalti. Il suo ultimo lavoro è una testimonianza che riguarda la TAV, questa opera discutissima, nel quale porta alla luce tutte le distorsioni che ci sono dietro a queste opere così gigantesche.
Insieme a lui abbiamo il giornalista Marco Milioni, giornalista vicentino, freelance, lui, che anche Marco si occupa in prima persona di appalti e di infrastrutture, specialmente il suo è specialmente un giornalismo di tipo investigativo, va proprio a cercare di scoprire quello che c'è di nascosto. E qui invece accanto a me Francesco Celotto, Movimento 5 Stelle di Bassano, insieme a Marco hanno scritto questo libro che si intitola Strada chiusa, parla della Pedemontana, uno degli esempi vicino a noi, perché siamo qui in Veneto, di project financing e di dove ci porta questo sistema. Adesso lascio la parola ai nostri relatori. Chi parte? L'ingegner Cicconi. Buonasera a tutti. Io proverò, prima di arrivare a parlare di questo cosiddetto project financing, di inquadrare un po' il tema per capire perché c'è questa spinta forte verso questa modalità finanziaria per realizzare le opere pubbliche. E parto quindi dalla definizione di una relazione contrattuale fondamentale, che è il contratto di appalto. Il contratto di appalto è definito nel nostro codice civile come un contratto con il quale una parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo interno. Parto da questa relazione contrattuale perché tutti i temi che rimbalzano in maniera generica nel confronto politico di questi giorni, la globalizzazione, la cosiddetta crisi finanziaria, l'organizzazione delle imprese di tipo post-fordista, le politiche post-keynesiane, eccetera, eccetera. Se non si parte da questa relazione contrattuale non si capisce le ragioni fondamentali della fase che stiamo attraversando. Perché il contratto di appalto come relazione contrattuale è la forma dominante delle relazioni economiche nell'era della globalizzazione. La produzione fordista, quella che abbiamo conosciuto nel secolo scorso, la grande impresa, fondava la sua organizzazione sulla concentrazione dei cicli di lavorazione e la totale subordinazione delle attività lavorative con contratti di dipendenza a tempo indeterminato. Quella che abbiamo conosciuto nel secolo scorso, la grande fabbrica, era questa, un'organizzazione che implodeva, concentrava in un luogo fisico tutte le attività lavorative e nella quale la relazione dominante era il contratto di lavoro salariato, che grazie alle lotte del sindacato è diventato anche contratto di lavoro di dipendenza a tempo indeterminato tutelato. La cosiddetta produzione post-fordista si fonda sull'esatto opposto, e cioè sulla frantumazione e l'esternalizzazione dei cicli di attività, anche qui descritti normalmente con termini anglosassoni, la concentrazione dell'azienda sul core business, l'outsourcing di determinate attività, eccetera, eccetera. E la relazione contrattuale fondamentale che sostituisce sostanzialmente il contratto di dipendenza a tempo indeterminato è il contratto di appalto. Modello di impresa post-fordista, per semplificare, è un'impresa che anziché avere 100.000 dipendenti a tempo indeterminato
quelli che venivano occupati per tutti i cicli di lavorazione, dagli impiegati, ai tecnici, agli operai nelle catene di montaggio, trasforma questi 100.000 dipendenti in 100.000 appaltatori. Ovviamente con modelli complessi, la grande impresa che in outsourcing acquista determinate attività, subappalta alla media impresa che subappalta alla piccola impresa, eccetera, eccetera, in una catena continua di appalti e di subappalti. In questo contesto i sistemi produttivi, la produzione viene spostata sempre di più nelle piccole unità produttive. Chi è che assume il rischio di impresa vero e proprio, che si confronta, diciamo, con il domani, è la piccola impresa, la microimpresa, l'impresa artigiana. In questo modello chi è il vertice di questa impresa virtuale, che è diventata una ragnatela di appalti e subappalti, è un grande ragno che governa soprattutto questa esternalizzazione continua delle proprie attività, e la competizione si sposta sempre più sui fattori più deboli. Le grandi organizzazioni, queste grandi imprese virtuali dominano i mercati in un regime di monopolio o oligopolio, e a competere sul mercato sono sempre di più le piccole imprese. E ovviamente in questa catena di appalti e subappalti con il quale la competizione viene sempre di più spinta verso il basso, viene sempre più giocata sui fattori più deboli, e ovviamente il fattore più debole diventa il fattore lavoro, declinato nella sociologia nelle diverse definizioni: lavoro autonomo, atipico, clandestino, precario, fittizio, improprio, occultato, parassitario, eccetera. Se non si legge questo contesto produttivo completamente diverso rispetto al passato, nel quale la grande impresa che implodeva organizzava i cicli di lavorazione, che è diventata questa impresa virtuale che scarica verso il basso la competizione, non si capisce nemmeno del perché parliamo oggi solo di crisi finanziaria. Il dominio della finanza deriva anche da questa riorganizzazione sostanziale della produzione, e capite perfettamente che il vertice di questa impresa virtuale, che non si confronta più con la produzione reale, che viene delegata sempre di più verso il basso, con tutta evidenza diventa molto più conveniente per questo ragno che sta al vertice speculare sul piano finanziario, che diventa molto più conveniente rispetto al rischio di impresa. Il rischio di impresa comporta investimenti, progettazione, programmazione, confronto con la realtà e con il futuro. Un'impresa virtuale che ha delegato questa attività sempre più ai livelli più bassi, il vertice, il ragno più grande, può dedicarsi alla speculazione finanziaria, che diventa molto più conveniente rispetto al rischio di impresa. Ovviamente questa ristrutturazione ha inciso inevitabilmente anche sulle politiche cosiddette del welfare, le politiche keynesiane del secolo scorso,
che miravano in qualche modo a redistribuire la ricchezza prodotta da quell'organizzazione fordista della produzione. Nel momento in cui la produzione si scompone in questo modo, diventa sempre più difficile per gli stati raccogliere le risorse che in qualche modo garantivano il welfare e si attivano, al di là delle valutazioni politiche che possiamo dare, processi di esternalizzazione e privatizzazione dei servizi pubblici, delle attività pubbliche che prima venivano governati direttamente dagli stati, dagli enti locali e quant'altro. E in questo contesto si inserisce in qualche modo il cosiddetto project financing. Diciamo subito, se andate nel nostro ordinamento, nelle nostre norme, il project financing non lo trovate, non c'è alcuna definizione. Non c'è nel nostro ordinamento, ma non esiste come definizione nemmeno nei paesi anglosassoni dai quali partono queste esperienze. La definizione di project financing è una definizione tutta italiana, è come se parlassimo di zuppa inglese, andiamo in Inghilterra, della zuppa inglese non sanno assolutamente vedere che cosa sia. Lo stesso è il cosiddetto project financing, quello che viene millantato come soluzione di tutti i mali quando non ci sono le risorse a disposizione per realizzare delle opere. Queste operazioni nascono in Inghilterra con una definizione non di project financing ma di private finance iniziativa con finanziamento privato per realizzare un'opera pubblica, o più correttamente come viene definito sul tavolo europeo dell'Unione Europea, public-private partnership, partenariato pubblico-privato. Queste sono le definizioni che sui tavoli europei o in Inghilterra trovate. Project financing non esiste. E queste operazioni partono sulla base del seguente ragionamento. Viene riportato tra virgolette perché sono queste le definizioni che si trovano nei testi inglesi, quando queste politiche, soprattutto con l'avvento della Thatcher al governo della Gran Bretagna, si avviano appunto in questo paese. Ragionamento è quello di trasformare il ruolo dello Stato post-keynesiano da proprietario di beni ad acquirente di servizi, per mettere in concorrenza gli operatori privati non nel prestare denaro al settore pubblico ma nel rischiare direttamente i propri capitali a fronte dell'opportunità offerta loro con la gestione del servizio stesso. Ragionamento con un'analisi, se consentite, neutra, tecnica, che viene fatto è sostanzialmente questo. A me comune di rovino non interessa la proprietà dello Stato, mi interessa che sia garantito il servizio dello Stato e se questo posso realizzarlo, garantire ai cittadini questo servizio, delegando al privato la gestione di questa infrastruttura, mettendo in competizione i privati sulla gestione di questa infrastruttura e magari anche a realizzarla, è quello che mi interessa. Non mi interessa la proprietà, quindi spendere soldi per realizzarlo, gestirlo direttamente e quant'altro. Il contratto che sostanzia queste operazioni, vedremo il significato di quando si parla
in Italia di cosiddetto project financing, ma al di là della definizione della procedura utilizzata, il contratto che consente il partenariato pubblico-privato è il contratto di concessione. E il contratto di concessione definito dalle direttive europee recepite nel nostro ordinamento ha sostanzialmente questa definizione. La concessione di lavori pubblici è un contratto a titolo oneroso che presenta le stesse caratteristiche dell'appalto, ad eccezione, questa è la differenza fondamentale, del fatto che la controprestazione, cioè quello che il committente pubblico dà all'operatore concessionario, è unicamente il diritto di gestire l'opera. Io i soldi non ce l'ho, non posso darteli, anziché darti i soldi trasferisco a te il diritto di gestire l'opera per la durata della concessione, e attraverso la gestione tu recuperi l'investimento eventuale necessario per realizzare l'opera. Aggiunge, tenete presente questa aggiunta perché è uno dei motivi per i quali in Italia si è innescato un meccanismo per il quale ormai il project financing, che sta diventando la modalità prevalente di realizzare le opere pubbliche, aggiunge la direttiva europea o in tale diritto accompagnato da un prezzo. Cioè, se per la durata della concessione in 30 anni è assolutamente impossibile recuperare l'investimento, tu committente pubblico, dice l'Unione Europea, puoi anche accompagnare con un prezzo il trasferimento del diritto di gestione. L'opera costa 100, tu puoi anche pagare 30 come prezzo e 70 il privato lo recupera attraverso la gestione. Ma fate attenzione alle definizioni che dà la direttiva, che dice la controprestazione dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire, e quando parla di un prezzo che si può aggiungere dice accompagna questo diritto, il diritto di gestire l'opera. E quindi guardiamo la differenza fra appalto e concessione. Nel contratto di appalto, e in questo caso parliamo di appalti pubblici o concessioni di lavori pubblici, quella che abbiamo visto prima, la definizione del contratto di appalto, è una definizione generale, non riguarda ovviamente solo i lavori pubblici, riguarda relazioni contrattuali, contratto d'appalto anche fra soggetti privati, ma quella definizione del contratto di appalto resta immutata anche per i lavori pubblici. La differenza sostanziale è che in una relazione privatistica l'appalto che utilizza la grande azienda che affida a un fornitore l'appalto per il pistone del motore o altro, è una relazione privatistica. Il privato sceglie l'appaltatore che vuole senza particolari procedure, sceglie il migliore che sta sul mercato o l'amico che gli fa piacere affidare, non ci sono vincoli particolari. Nel caso di un appalto pubblico la definizione rimane quella, ma per affidare un appalto pubblico il committente deve seguire determinate procedure, siccome spende dei soldi pubblici deve rispettare quanto previsto dalle direttive europee e dalle norme di recepimento delle direttive europee, che stabiliscono appunto le procedure per affidare, come si affida e a chi si affida, la verifica anche dei requisiti degli appaltatori che possono partecipare a una gara pubblica. Nel contratto d'appalto la prestazione è l'esecuzione dell'opera, nel contratto di concessione la prestazione del privato, dell'operatore economico, è la gestione, in virtù della definizione che abbiamo visto.
se non c'è la gestione dell'opera non si può parlare di concessione, perché se la controprestazione che io do è la gestione, se non c'è questa non si può più parlare di concessione. Ovviamente il concessionario, se l'opera non c'è, deve anche progettarla e realizzarla, ma sono prestazioni conseguenti alla prestazione fondamentale della concessione, che deve essere la gestione dell'opera, dell'infrastruttura o del servizio. Il corrispettivo, nel caso di un appalto, è un prezzo, nel caso della concessione è il diritto di gestire, come dice esattamente la definizione della direttiva europea. Il rischio per l'appaltatore è un rischio di impresa, per il concessionario è un rischio di mercato. Differenza sostanziale qual è? Che nel caso del rischio di impresa io appaltatore so esattamente quanto prenderò dal committente pubblico, il prezzo pattuito con il contratto di appalto. So che prenderò 100, quello è il prezzo che abbiamo stabilito e che mi pagherà il committente pubblico con stati di avanzamento e a saldo quando ho finito i lavori. Devo essere capace come appaltatore di organizzare i fattori della produzione, i materiali, i lavoratori, le tecnologie. Devo avere un'organizzazione che sia in grado di stare dentro quel 100 esatto che prenderò dal committente pubblico e farci stare anche dentro l'utile d'impresa. Più sono bravo, più sono organizzato, più sono capace di organizzare l'impresa, più guadagnerò, più utile avrò all'interno di quel 100 che comunque è fissato. Nel caso di una concessione nella quale il corrispettivo è unicamente il diritto di gestire, io non ho 100, non so quanto prenderò, perché è il mercato che me lo dirà. Mi viene affidata l'autostrada, io farò pagare i biglietti, devo essere capace di stimare il mercato che avrò nell'arco dei 20, 25, 30 anni di concessione nella quale esercito il diritto di gestire l'opera. Il rischio di mercato è sostanzialmente questo. Se ritorniamo al caso dello stadio, io sono a Torino, ci sono due squadre attualmente in Serie A, il Torino e la Juventus. Chiedo al Comune di Torino di realizzare in concessione lo stadio. Posso stimare un mercato nel quale durante il campionato posso riempire lo stadio domeniche o di seguito per i mesi che ci sono, che c'è il campionato. Posso stimare anche di fare altri spettacoli e prevedere che le due squadre per 25 anni rimangano in Serie A. Il mio rischio di mercato è che una delle due squadre vadano in Serie B o in Serie C e quindi calano, diciamo, le entrate. Il cosiddetto project financing in Italia. Normalmente chi ne parla e utilizza questa terminologia anglosassone dice che è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 98 con la cosiddetta Merloni-Ter. La legge Merloni, la legge 109 del 94, è la legge quadro sui lavori pubblici fatta dal legislatore in risposta allo scandalo di Tangentopoli, alle indagini di Mani Pulite. Nel 94 il legislatore, per rispondere, diciamo, alla corruzione che c'era all'interno dei lavori pubblici, fa questa legge quadro, la cosiddetta legge Merloni, nella quale mette una serie di paletti importanti. Nel corso degli anni è stata continuamente modificata. Direi personalmente valuto che è stata totalmente stravolta rispetto
agli obiettivi che erano stati fissati nel 94, e nel 98 con la Merlin viene introdotta nella legge Merloni gli articoli 37 bis e seguenti, ter, quater, eccetera, eccetera, che regolamentano il cosiddetto project financing, che in realtà nella definizione corrente che viene data non è un nuovo contratto, ma è una procedura. Il cosiddetto project financing, cioè l'affidamento in concessione di un'opera con il corrispettivo che è il diritto di gestire, è nel nostro ordinamento ormai da molti anni. Gli enti pubblici potevano affidare in concessione la realizzazione del cimitero piuttosto che dello stadio, piuttosto che dell'autostrada, da molti anni, anzi probabilmente operazioni di questo tipo risalgono anche a prima dell'unità d'Italia. Se voi andate a guardare la storia dei teatri del nostro paese, tutti quelli realizzati a partire dal Medioevo in poi, sono tutti realizzati con una sorta di project financing, con il contributo dei privati, e non a caso nella ristrutturazione dei teatri oggi ci sono problemi proprio in relazione alla proprietà, perché realizzati molto spesso con il contributo dei privati che mantenevano in uso, in gestione, i palchi che venivano realizzati, e ristrutturarli diventa difficile proprio in relazione alle multiproprietà che i teatri avevano. In realtà con gli articoli 37 bis e seguenti si introduce nel nostro ordinamento la possibilità per l'operatore privato di proporre al committente pubblico la realizzazione di opere con il contratto di concessione. Correntemente il cosiddetto project financing, tradotto in italiano, è la realizzazione in concessione di un'opera pubblica su iniziativa del privato. La realizzazione in concessione di un'opera pubblica su iniziativa del pubblico c'era ormai da molto tempo. Nel 98 con gli articoli 37 bis e seguenti viene introdotta questa possibilità, e qui diciamo subito che il project financing cosiddetto in Italia non esiste nell'ordinamento di nessun paese europeo. Siamo i soli in Europa che ha questa possibilità e questa procedura, perché in questo caso, secondo quanto definito oggi dagli articoli 153 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, che ha unificato tutte le norme dei contratti pubblici appunto nel Codice unico dei contratti pubblici, il decreto legislativo 163 del 2006, prevede la possibilità appunto per il promotore privato di predisporre tutti i documenti necessari per realizzare l'opera pubblica con un contratto di concessione. Le norme prevedono che l'operatore privato può presentare un progetto preliminare, una convenzione che regola il contratto di concessione, le modalità con il quale calcolare la migliore offerta per la gara che deve essere definita, eccetera eccetera, ma è il privato che dà la spinta, l'impulso per realizzare, ed è il privato che definisce tutti i documenti contrattuali. Questa possibilità esiste solo in Italia. Nell'esperienza anglosassone, che ha un ordinamento abbastanza diverso, la prima cosa che ha fatto lo Stato inglese, il Ministero del Tesoro, con una task force
costituita con queste finalità, ha messo a punto delle linee guida per gli enti pubblici che vogliono realizzare in concessione le opere, fissando le modalità con le quali il soggetto pubblico deve attrezzarsi in maniera consapevole per avviare e definire contratti di questo tipo. Perché stiamo parlando di contratti estremamente complessi. Non stiamo parlando di un contratto di appalto che si risolve nell'arco di 1 anno, 2 anni, 3 anni. La durata dei lavori e la regolamentazione attraverso un progetto esecutivo dei costi e delle modalità di realizzazione. Stiamo parlando di contratti che durano 25, 30, 35 anni, che regolamentano non solo la progettazione e l'esecuzione, ma anche la gestione di opere estremamente complesse. Quando parliamo nel caso della sanità, ma lì siamo sicuramente fuori norma rispetto alle normative europee, stiamo parlando di contratti di gestione di 25-30 anni, di una complessità di servizi enorme, oltre che la progettazione e la realizzazione dell'opera. E non a caso in tutti gli ordinamenti europei chi attiva questa operazione è il soggetto pubblico, che deve farlo in maniera consapevole e con competenze adeguate per attivare un'operazione di questo tipo. Competenze tecniche, competenze finanziarie, competenze economiche, competenze giuridiche e quant'altro, che sono fondamentali per mettere a punto dei contratti gestibili appunto in maniera consapevole e con qualità. Normalmente quando si parla di project financing in Italia si parla di questo, cioè di una procedura, di un contratto di concessione attivato su iniziativa di un operatore privato. Diciamo subito che gran parte dei cosiddetti project financing, ma tradotto in italiano dei contratti di concessione realizzati in Italia, sono molto distanti dalle definizioni date dalle direttive europee, cioè non sono contratti di concessione. La concessione è stata definita con quella definizione che abbiamo visto all'interno fino ad oggi delle direttive sugli appalti pubblici. Nelle direttive appalti pubblici c'era anche quella definizione della concessione che avete visto. L'Unione Europea, proprio perché nei diversi paesi queste operazioni che si sono attivate hanno registrato situazioni molto spesso anomale, è arrivata alla decisione di emanare una specifica direttiva per le concessioni e attualmente la nuova direttiva europea sulle concessioni messa a punto dalla Commissione con questo documento, il COM 2011-897, è in corso di consultazione con gli Stati membri. La prima fase si è esaurita e probabilmente entro la fine del 2012 il Parlamento europeo emanerà questa nuova direttiva sulle concessioni. La definizione è rimasta tale e quale a quella che avete visto, ma né considerate nelle premesse, vi leggo questi 2 incisi che vengono fatti, che dicono che la caratteristica principale di una concessione comporta sempre il trasferimento al concessionario di un rischio economico che comprende il possibile mancato recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti, l'applicazione di norme specifiche di disciplina della giudicazione di concessioni non sarebbe giustificata se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore evitasse all'aggiudicatario qualsiasi perdita potenziale, garantendogli un introito minimo pari o superiore ai costi che l'aggiudicatario deve sostenere. Gran parte delle concessioni in Italia hanno proprio queste caratteristiche. Nel settore della sanità
rischio economico e di mercato delle concessioni, le 6 concessioni fatte dalla Regione Veneto, che insieme alla Lombardia ha il record dei cosiddetti project financing nel settore dell'anzianità, hanno queste caratteristiche per le quali l'Unione Europea dice non sono concessioni, perché il rischio economico per il concessionario è zero, non c'è, anzi viene garantito, arci garantito, ma lo stesso discorso può essere fatto per alcune autostrade, per la Pedemontana Veneta, con un piano finanziario che garantisce al concessionario, nel caso che non si raggiungano determinati flussi di traffico, un canone da parte della Regione, è fuori da qualsiasi logica, perché in quel caso rischio di mercato per il concessionario non c'è, è assolutamente zero. Il pubblico che garantisce comunque l'equilibrio finanziario dell'operazione, e se le previsioni di traffico che il concessionario ha fatto durante la gara non vengono raggiunte, interviene la Regione con un canone che riequilibria lo squilibrio finanziario determinato. Quindi sono tutte concessioni, purtroppo al TAP l'interesse per gli operatori di ricorrere non c'è, in alcuni casi quando qualcuno ricorre normalmente i giudici amministrativi arrivano alla conclusione di dire che sono contratti nulli proprio perché queste caratteristiche di rischio di mercato sono totalmente assenti. E perché c'è questa spinta oggi? C'è questa spinta per 2 ragioni fondamentali. Primo, perché le grandi imprese cosiddette post-fordiste hanno bisogno normalmente di grandi opere, di grandi operazioni, possibilmente nuove, nelle quali possono articolare quell'organizzazione virtuale di appalti e subappalti. Cioè queste operazioni sono molto adatte alla grande impresa virtuale, a Impresidio o la grande impresa che come occupazione diretta nel proprio bilancio incide per l'1-2% al massimo, cioè scatole vuote che per funzionare debbono delegare tutto. Sono operazioni molto adatte a questo modello. Il concessionario è quello che prende l'operazione alla cosa e poi appalta e subappalta tutto il resto alla piccola impresa con una privatizzazione del mercato della piccola e media impresa che viene sottratto al mercato pubblico e viene gestito da un operatore privato in regime assolutamente privatista. È un'operazione interessante oggi perché l'aspetto finanziario è fondamentale. Chi fa affari con queste operazioni sono soprattutto le banche e quindi la grande impresa post-fordista trova come alleato naturale il finanziere, la banca, perché sono operazioni che si fondano su prestiti che vengono fatti dalle banche, le quali lavorano con i soldi in questo modo, che sono super garantite dal fatto che i contratti sottostanti, i contratti di concessione, sono super garantiti dal committente pubblico. Se fosse una concessione vera nella quale c'è un rischio di mercato, cioè il concessionario rischia il mercato, la banca ragionerebbe molto, andrebbe a verificare se il mercato effettivamente è quello previsto dal concessionario. In questo caso questo rischio non c'è per la banca, perché se sotto c'è un contratto di concessione come quelli nel settore della sanità, nel quale l'ASD garantisce tutto e il rischio di mercato assolutamente zero, ovviamente le banche fanno la fila per prestare i soldi ai concessionari,
terzo elemento per il quale queste operazioni diventano estremamente interessanti, estremamente forti, è perché queste operazioni non incidono nel deficit, nel bilancio corrente. Se voi andate a guardare i dati degli investimenti in Italia, questi sono dati, la fonte InfoPF, un istituto promosso da Unioncamere ed ANCE, realizzato dal Cresme, fra il 2002 e il 2005 l'incidenza percentuale delle operazioni di partenariato pubblico-privato, quello erroneamente definito, diciamo, di project financing, sul totale delle opere pubbliche realizzate era, per quanto riguarda il numero delle gare fra il 2002 e il 2005, 1,5 in numero percentuale e in valore circa il 10%. Fra il 2009 e il 2011 il numero delle gare di partenariato pubblico-privato sono salite a 14% e l'incidenza in valore 34%. Cioè calano le gare per gli appalti pubblici, aumentano le gare per il cosiddetto project financing. Nel 2011, solo nel 2011, l'incidenza in valore delle gare di partenariato pubblico-privato è al 45%. E se voi andate a guardare i provvedimenti presi dal governo Monti, i 3-4 decreti, Salva Italia, Sviluppo Italia, Cresci Italia, eccetera, eccetera, voi trovate 16 misure articolate su 5 filoni fondamentali di incentivazione e semplificazione del cosiddetto project financing. Questo perché? Perché quando un governo dei tecnici che ha la misura corta deve guardare e guarda solo al deficit, al bilancio corrente, e quando nella Costituzione portiamo l'obbligo del pareggio di bilancio, le operazioni che si fanno sono quelle di tagliare le risorse per gli appalti pubblici, perché l'appalto pubblico, essendo un corrispettivo, un prezzo, incide nel bilancio corrente. Se voi andate a guardare i dati degli investimenti pubblici in Italia negli ultimi 5 anni, c'è un calo degli investimenti in opere pubbliche del 35%. Ovviamente non c'è un 35% in meno di opere pubbliche, non si avverte una crisi nell'occupazione e nell'attività di queste dimensioni. Che cosa è successo? Sono aumentati i cosiddetti project financing, perché i project financing non incidono nel bilancio corrente, incidono sui debiti futuri. Se io devo fare il cosiddetto project financing, la sede unica del mio comune, non è un'ipotesi astratta, operazioni che hanno fatto molti comuni in questi anni, io affido in concessione la realizzazione della sede unica. Il prestito, l'attivazione del prestito, chi lo fa? Non lo fa il comune, lo fa la società di progetto, l'operatore privato che gestisce la concessione. Ovviamente le banche prestano all'operatore privato i soldi perché sanno che c'è un contratto con il quale il comune si impegna a pagare un canone per tutta la durata della concessione che consente al privato di recuperare l'investimento che fa. Ma nei 3-4 anni del cantiere, che attività che viene fatta,
nel bilancio del comune voi non trovate un euro, lo trovate nella contabilità della società di progetto. Quanto inizia a scattare l'impegno del comune? Quando l'opera è finita e il comune deve iniziare a pagare un canone per tutta la durata della concessione. 3 anni di cantiere che non incidono nei bilanci correnti, inizia ad emergere nel bilancio corrente del comune il canone che deve pagare per 28 anni, caso del comune di Bologna, canone di 9,5 milioni di euro per 28 anni, questa è la durata della concessione, per un'opera, il mattone con il quale è stata realizzata la sede unica, di 70 milioni di euro. Fate i conti di quello che sono. I soldi non li regala nessuno e intermediati da un privato costano ovviamente di più. Ma che cosa succede? Nei 3 anni dei cantieri del bilancio del comune non c'è stato un euro, investimenti pubblici zero. Inizia ad emergere l'impegno del comune che ha assunto 9,5 milioni di euro per 28 anni per pagare un'opera di 70 milioni di euro, a partire dal momento in cui il comune entra in possesso della sede, che rimane per 28 anni di proprietà del concessionario. L'investimento si trasforma in spesa corrente. In questo modo si evita anche i vincoli del patto di stabilità sugli investimenti, perché non è un investimento. Emerge come spesa corrente anno per anno, tecnicamente, se c'è qualche amministratore, però come spesa incomprimibile, cioè lì la spending review, l'efficientamento, il miglioramento della spesa non si può, è fissa e quella, anzi molto spesso è anche indicizzata in relazione agli andamento del costo della vita o con parametri che vengono definiti. In sostanza c'è un debito pubblico, 9,5 milioni di euro per 28 anni, che però non figura nel debito pubblico, non è nel bilancio del comune e non lo trovate nel 126% del PIL di debito pubblico complessivo. È un debito pubblico occultato nella contabilità di una società di diritto privata, la società di progetto che gestisce la concessione. Si evita il vincolo del patto di stabilità sugli investimenti, emerge però sicuramente anno per 28 anni come spesa corrente nel bilancio del comune di Bologna, con i cittadini che ovviamente devono ripagare questo impegno. La ragione per la quale cresce il project financing è sostanzialmente questa. E il rischio però qual è? È che partono per la realizzazione le opere per le quali non ci sono i soldi e non partono le opere necessarie per le quali sono necessari gli appalti pubblici, le manutenzioni correnti, le ristrutturazioni, i piccoli interventi che vanno fatti attraverso appalti, operazioni di questo tipo non si possono architettare, le risorse calano, i bilanci dei comuni sono alla canna del gas e quindi gli appalti non si fanno più e si garantisce in questo modo il pareggio del bilancio. Partono invece le opere per le quali si possono costruire queste architetture finanziarie, soprattutto le grandi opere per le quali non ci sono i soldi e normalmente delle opere assolutamente inutili, perché il contratto di concessione e queste operazioni incidono più sul debito, ma negli anni prossimi in maniera occulta nella contabilità di società di diritto privato, nemmeno è noto,
emergerà comunque, perché gli impegni contrattuali con la concessione degli enti locali, dei committenti pubblici ci sono, che è la premessa per la garanzia delle banche di prestare i soldi ai privati che attivano queste operazioni, ma scaricano sui debiti futuri queste operazioni. Chiudo, che sto parlando troppo. In sostanza si è tradotto in questo modo quello che io nel mio ultimo libro ho definito il modello TAP. Il modello TAP realizza perfettamente questa condizione di privatizzazione dei profitti e della socializzazione delle perdite, Ernesto Rossi, ed è il modello imprenditoriale tipico dell'organizzazione post-fordista che scarica la competizione verso il basso. E il modello TAP è sostanzialmente questo. A questo si aggiunge un altro contratto atipico oltre che quello del cosiddetto project finance. Il modello TAP come si realizza? Lo Stato o il soggetto pubblico affida la concessione ad una società di diritto privato ma con capitale tutto pubblico. La concessione vera, quella per la quale il rischio è un rischio di mercato. Il concessionario, società di diritto privato ma con capitale tutto pubblico, TAP SpA, Quadrilatero SpA, Stretto di Messina SpA, Patrimonio SpA, Daica Deifica SpA, tutte società di proprietà pubblica che si sono moltiplicate in questi anni, affida tutte le funzioni del committente al cosiddetto contraente generale. Il contraente generale svolge le funzioni di committente, progettista ed esecutore, ma non di gestore. Alla fine dei lavori restituisce l'opera e il rischio di mercato rimane in capo alla società di diritto privato, ma con capitale tutto pubblico. Società di diritto privato perché? Perché in questo modo può attivare dei prestiti fuori dalla contabilità pubblica, non contabilizzati, garantiti però dal socio pubblico, e nel momento in cui deve recuperare dal mercato l'investimento che ha fatto, se gli utili della gestione del servizio non copre il mutuo che deve restituire alle banche, questo qui emerge inevitabilmente nella contabilità del socio pubblico che ha garantito il prestito, e quindi il prestito diventa debito pubblico a tutti gli effetti. Questo non sto a raccontarlo io, è esattamente quello che è avvenuto per l'alta velocità. Cosa assolutamente sconosciuta, della quale i giornali non hanno parlato, ma quando nel 2005 l'Unione Europea è intervenuta sull'Italia contestando lo sforamento dei parametri di Maastricht, ha aperto una procedura di infrazione per deficit eccessivo. Eravamo arrivati nel 2005 al 4,5% del rapporto deficit-PIL. L'Unione Europea va a guardare la contabilità e incrocia la contabilità di infrastrutture SpA e TAP SpA e trova in questa contabilità 12 miliardi e 950 milioni di euro tenuti fuori dalla contabilità pubblica, sia dal deficit che dal debito, perché era nella contabilità di società di diritto privato, infrastrutture SpA e TAP SpA. E l'Unione Europea ha detto: siccome questi soldi non li recuperate, per favore Italia me li mettete nel debito pubblico a tutti gli effetti. E noi abbiamo ottemperato con il comma 966 dell'unico articolo della finanziaria per il 2007, nella quale c'è una voce, il comma 966 dice: i debiti di infrastrutture SpA fatti per l'alta velocità, Torino-Napoli,
fino al 31 dicembre del 2005 vanno nel debito pubblico. Andate a guardare le tabelle della finanziaria e scoprire che questa voce era esattamente di 12 miliardi 950 milioni di euro, 26 miliardi delle vecchie lire. In quella finanziaria, se vi ricordate, ci fu lo scontro all'arma bianca sul ticket sanitario. Al governo c'era il centro-sinistra, all'opposizione il centro-destra. Discussione per più di una settimana sul ticket sanitario. Valore del ticket sanitario, in più o in meno di incidenza sulla finanziaria, 800 milioni di euro. Avete sentito una parola su 26 mila miliardi di vecchie lire, 13 miliardi di euro? Nessuno ha detto nulla. Sia i geni finanziari dell'opposizione che quelli del governo. Coperto tutto. Questo è il modello TAP. I debiti che vengono nascosti nella contabilità di società di diritto privato, che però inevitabilmente, essendo garantiti dal pubblico, prima o poi emergono. In questo caso c'è stato l'intervento dell'Unione Europea per questo caso, su tutti gli altri ancora nulla, perché come sapete la Corte Europea interviene se qualcuno ricorre presso la Corte per denunciare delle anomalie. Modello TAV, questa sorta di privatizzazione sia delle relazioni contrattuali che dell'attività consente anche di realizzare oggi un sistema della corruzione, anche qui la volgata corrente bipartisan è che tutto continua come prima. Non è assolutamente vero, il modello è cambiato in maniera radicale. Prima noi avevamo un sistema nel quale c'era una triangolazione, la cupola dei partiti solidi che contrattavano con la cupola delle imprese e i boiardi di Stato, i funzionari tecnici che consentivano in qualche modo la variante, l'aumento astronomico dei costi per costruire dietro le quinte la mazzetta. Quel sistema è stato colpito perché i magistrati all'epoca hanno utilizzato, soprattutto con la presenza di Di Pietro inizialmente, un'operazione molto semplice. Non contestavano complessivamente gli illeciti che c'erano dietro, contestavano solo il reato di corruzione per mantenere l'unitarietà anche dell'indagine, perché se si allargava all'illecito amministrativo piuttosto che contabile si spezzettava l'inchiesta per competenza alle diverse magistrature e si affossava. Reato di corruzione con il quale spesso in collegamento veniva contestato il reato di abuso d'ufficio per il corrotto, il tecnico, l'amministratore che doveva forzare le procedure o le norme per garantire l'aumento dei costi, o il falso in bilancio per il corruttore, l'impresa che doveva costruire il nero all'interno del proprio bilancio per passare dietro le quinte la mazzetta. Il modello è cambiato radicalmente. Nel sistema di relazione privatistico, nella privatizzazione dei contratti, una volta affidato con gara di evidenza pubblica alla concessione, il concessionario segue le regole del diritto privato, non dei contratti pubblici, ed è un operatore privato che gestisce le operazioni in rapporto con tutti gli altri. Lo stesso per quanto riguarda le società di diritto privato costituite in questi anni per gestire queste operazioni. Noi passiamo da circa 1400-1500 società di diritto pubblico che avevamo 20 anni fa, ANAS,
Ferrovie dello Stato, enti nazionali, aziende municipalizzate, aziende di diritto pubblico, siamo passati da 1500 soggetti regolamentati dalle leggi a circa 20.000 SPA e SRL, cioè 20.000 presidenti, 20.000 consigli di amministrazione, 25.000 collegi sindacali lottizzati, nominati da questo sistema dei partiti liquido. Società di diritto privato, ancorché di proprietà pubblica, che seguono prevalentemente le regole del diritto privato. E in questo contesto il reato d'abuso d'ufficio, come sapete, in maniera bipartisan è stato sostanzialmente depenalizzato. Il falso in bilancio è stato depenalizzato. Il reato di corruzione nel nostro ordinamento nel rapporto tra privati ancora non è stato introdotto. Siamo l'unico paese in Europa che ancora non ha dato attuazione al trattato europeo di 14 anni fa, con il quale impegnava gli Stati membri a introdurre il reato di corruzione nel rapporto fra privati. L'Unione Europea, nella creazione del mercato unico, il tema fondamentale delle direttive europee per tutti gli aspetti è il tema della concorrenza, e anche nel rapporto fra privati la corruzione può essere un elemento distorsivo della concorrenza. Noi siamo l'unico paese in Europa che non ha ancora introdotto il reato di corruzione nel rapporto fra i privati. Presupposto fondamentale per contestare il reato di corruzione è il rapporto fra un privato e un pubblico e un soggetto pubblico. Con la privatizzazione degli istituti contrattuali e la nascita delle società di diritto privato, il rapporto fra imprenditore, politico e boiardo all'interno di questi istituti contrattuali, all'interno di queste società, diventa un circolo virtuoso per i loro interessi, all'interno dei quali l'esigenza di tangenti, di mazzette, non c'è più, perché l'intercambiabilità dei ruoli consente a questi di poter trasferire continuamente risorse e convenienze senza incorrere in qualche reato ormai difficilmente contestato. Il project financing che voteremo dello TAB è anche questo, consente alla politica e agli affari di colludere fuori dai rischi che hanno corso con mani pulite ormai un secolo fa. Grazie. Cosa c'entra la Pedemontana in tutto questo? No? La Pedemontana è una superstrada che viene fatta nel nord del Veneto e invece c'entra perché questa è la mappa, adesso poi lascia lì così che io direi di fare due premesse, no? Sì, inquadrare la Pedemontana come? Sì, inquadrare la Pedemontana, scusa. Inquadrare la Pedemontana all'interno di tutte le grandi opere viabilistiche del Veneto e poi capire come si inserisce nel project financing la Pedemontana e tutte queste anche opere di cui adesso farò l'elenco. Tutte o quasi tutte le più importanti, perché tutte probabilmente ne tirano sempre fuori qualcuna dal cilindro di nuovo. Allora, la Pedemontana è un'opera importante perché comunque è già in realizzazione, è un'opera lunga circa 96 km e va da Montecchio a Spresiano, vedete qui la mappa, e hanno già iniziato a costruirla, hanno già fatto un lotto nella zona che va da Sarcevi, diciamo così, a Breganze, grosso modo, quindi questa zona. Ecco, un'opera che verrà
a costare circa 2,5 miliardi, è un'opera proprio in project finance. Questa opera si inserisce appunto in questo ambito di viabilistico assieme alla Nogara Mare, che voi conoscete anche meglio di me, e di cui abbiamo già parlato qualche mese fa, e si inserisce insieme al discorso attorno a Padova la camionabile, quindi quello è un altro progetto, al grande raccordo anulare di Padova, poi c'è la Treviso-Jesolo, mi sembra anche che è un'altra opera, e poi c'è un'altra grandissima opera che il CIPE non è che l'abbia stoppata, però ha chiesto dei chiarimenti, ed è la Porte Mestre. È un'opera che è prevista con un costo di circa 10 miliardi. E poi la Valsugana bis anche da Castelfranco a Trento, e allora ci mettiamo anche se non sono in proprio, quello lì, la Valdastico Nord e la Valdastico Sud, che è già stata aperta peraltro. Questo è tutto il quadro. Poi c'è anche qualche altra strada minore, io adesso non ricordo, ma ci sono anche, ma mi sembra che sono queste le grandi opere, insomma, no? Il prolungamento della 27 il prolungamento della 27 c'è anche quello. Quindi queste sono le grandi. Il sistema delle compari, sì, tra Verona e Vicenza. Verona e Vicenza, vabbè. Diciamo le più grandi sono queste. Allora, in tutto questo, come si inserisce la Pedemontana? La Pedemontana si inserisce perché appunto è l'unica opera attualmente in costruzione ed è un'opera fatta col project financing. Allora io questa sera parlerò molto del tema del project financing riguardo alla Pedemontana. Per dire questo, qualche giorno fa è stato depositato dal COVEPA, Coordinamento Veneto Pedemontana Alternativa, un ricorso alla Corte dei Conti, in cui appunto si chiede che la Corte dei Conti, come ha già fatto col passante di Mestre, vada a verificare i conti di questa opera. La Corte dei Conti ha fatto dei rilievi riguardo anche il passante di Mestre, li ha fatti un po' tardivi, anche più in un articolo, comunque si era fatti tardivi, l'ha fatto quando il passante era già stato costruito, e comunque sì, in sostanza, contesta il metodo col quale è stata dichiarata un'emergenza, e comunque sì anche contesta il fatto che è costata alla fine dei conti da 800 milioni è costato 1,2 miliardi. Ecco, quindi il COVEPA ha fatto questo esposto alla Corte dei Conti e ha proposto anche alla fine una tabella molto interessante, in cui si evidenzia che con il traffico previsto dalla Regione Veneto, che è circa 28.000 e qualcosa macchine passanti nei due sensi, e considerando il costo, non però il costo attuale 2,5 miliardi, ma il costo autorizzato dal CIPE nel 2006, che era quasi 2 miliardi, 1989 milioni. Ecco, mettendo questo conto, no, salta fuori che la Pedemontana, e senza considerare i costi di manutenzione, la Pedemontana va in pareggio dopo 40 anni, con un tasso interno di rendimento del 3,5%, che è un tasso, come il Gensiconi può spiegare molto bene, assolutamente insufficiente. Ecco, allora si capisce bene che quest'opera, con un traffico di 28.000 veicoli al giorno, nei due sensi, che probabilmente non si raggiungerà mai, perché da stime attuali sul traffico siamo sui 15-16.000 veicoli in questa zona, l'opera andrà in pareggio dopo 40 anni. Quindi è un progetto assolutamente fallimentare. Allora uno di voi si chiederà, ma perché lo fanno comunque? Cioè, nel senso, qualsiasi anche banchiere che analizzasse questo progetto si rende conto che è un progetto che sia fallimentare, è un progetto che non sta in piedi. E perché lo fanno comunque? Sono partiti perché hanno posto una grande enfasi dicendo che è una grande opera viabilistica che serve al Veneto e che rilancerà l'economia veneta, e in questo sono stati anche aiutati dalla Confindustria Veneta, perché Tommaso ha detto molte volte che insomma è ora che quest'opera si faccia e che da troppi anni che i comitati disturbano che questa opera deve essere fatta, l'ha detto anche la Confartigianato, l'ha detto tutti in sostanza. Allora quest'opera viene fatta, come diceva il Cicconi, perché dietro ci sono queste clausole contenute nella Convenzione economica, che è segreta, nel senso che non possiamo accedere a questa convenzione, non sappiamo i contenuti di questa convenzione, ed è stata anche oggetto di ricorsi al TAR,
In questa convenzione è scritto che se non passano almeno 24.800 veicoli al giorno, la Regione Veneto pagherà al concessionario, che si chiama SIS, pagherà 20,4 milioni di euro all'anno. Moltiplicati per i 39 anni della concessione fanno quasi 800 milioni regalati alla SIS. Allora uno può pensare, bene, 800 milioni ma la strada costa di più? Sì, ma nella bozza che ha visto anche Cicconi ha fatto anche una perizia su questo, che è stato oggetto di uno dei documenti presentati anche a Camera, si prevede che basta che la SIS metta in funzionamento un loco funzionale, e siccome non passano in un loco funzionale piccolo, quello che mettiamo da Sarcedo a Breganze, non passeranno mai 24.800 veicoli, quindi anche mettendo in funzione un solo loco funzionale ha diritto già a ricevere il contributo in conto capitale da parte della Regione. E oltretutto questo nel contratto non è neanche specificato quando deve essere finita la strada, quindi può trasformarsi in una nuova piccola Salerno-Reggio Calabria messa in mezzo al Veneto, perché comunque sia il contratto scatta dalla fine, da quando è costruita tutta la strada. Quindi un contratto fatto completamente a vantaggio del concessionario e a svantaggio del concedente, cioè della Regione Veneto. Perché se noi pensiamo, alla fine è un po' una cuccagna. Loro aprono un tratto funzionale di pochi chilometri, incassano il contributo, le macchine non passano e comunque sia poi possono dire che non riescono ad andare avanti, che non hanno più finanziamenti, che non riusciranno a portarla a termine, ma intanto incassano gli 800 milioni, che sono, come diceva Cicconi, debito pubblico occulto, perché non sono previsti in questo momento nel bilancio della Regione Veneto. E come andranno ripianati? Come è successo con la sanità, con il processo della sanità, andranno ripianati dicendo: c'è una strada, non raggiunge il flusso di traffico richiesto nel contratto, la Regione Veneto deve ripianare, ripiana togliendo i soldi dalle partite correnti, tipo la sanità. Vuol dire che per fare queste belle opere inutili, adesso dirò anche perché è inutile, verranno messi dei ticket, perché bisogna tirare fuori questi 20 milioni, perché c'è questo contratto che è anche segreto. Quindi questo è il disastro di questi progetti, che creano debito pubblico occulto, mascherati poi sotto il discorso che appunto servono, poi magari si dichiara un'emergenza, come in questo caso si mette un commissario che quindi bypassa tutte le norme, le procedure ordinarie, e quindi questo problema della viabilità nel Veneto, affrontato in questo modo, crea assolutamente debito pubblico occulto, perché io la gara mare non conosco i dati, ma suppongo costa un po' meno, costa 1,2, 1,3 mi sembra, ma però alla fine anche lì 2, ecco. Anche lì c'è la stessa procedura, lo stesso tipo di... Sulla camionabile so che un attivista del Movimento 5 Stelle ha chiesto anche lì i dati, il contratto, e gliel'hanno negato, perché ovviamente è sempre lo stesso tipo di matrice, cioè nego i dati, ma li dichiaro un'emergenza, ho un commissario che fa quello che vuole, gli enti pubblici non possono dire nulla, creiamo debito pubblico occulto. Ecco, allora io poi magari do la parola anche a Marco, no? Volevo dire questo, allora quindi queste strade, ma tutte secondo me, creano debito pubblico occulto e oltretutto sono strade inutili, perché se noi guardiamo questa strada nasce negli anni 90 come tangenziale alla città estesa pedemontana che c'è in tutta questa zona. C'è una città veramente grande dove ci sono tanti piccoli centri, ma sommati fanno... In questa fascia c'è già una strada eccellente che è la Gasparona, che va da Tiene a Bassano. Bene, costruendo questa strada Gasparona verrà persa, perché non è che verrà costruita sopra la strada, ma verrà costruita a fianco, distruggendo completamente la Gasparona, e quindi noi ci troveremo a perdere una strada che funziona, a dover utilizzare l'autostrada, perché comunque sia una strada chiusa con 15 caselli, anche se sono esentati i residenti, finché non costruiscono le complanari bisognerà usare questa strada, e alla fine avremo comunque sia una strada che con i flussi e le esigenze attuali di traffico non serve a niente, cioè è sovradimensionata, poteva servire forse 15 anni fa, ma oggi non serve più. Sarebbe invece più importante, più interessante che si facesse una strada a scorrimento veloce, tipo quella, io ho preso quella del Santo che va da Castelfranco a Padova, è una buona strada, si può fare anche qualcosa di meglio, ma di quel tipo, e si fa una strada che rinforzi
nel nostro caso a Gasparona, e vada fino a Stradiano. Costa molto meno, non è fatta col progetto, quindi è una strada che comunque sia, certamente ci sono i problemi del patto di stabilità, non ci sono i soldi, ma forse un sistema si troverebbe, no? Però sicuramente non è questa la forma per risolvere i problemi, perché questo qui, insieme a tutte le altre strade che vi ho elencato, crea soltanto un debito pubblico che esploderà nei prossimi anni e comporterà che noi dovremo pagare comunque sia, perché se non è una tassa toglieranno servizi alla sanità o altri tipi di servizi per pagare queste opere. E infine volevo ricordare che in ogni caso ci sono stati in questo caso dei ricorsi al TAR che sono stati anche vinti, peccato che poi c'è il Consiglio di Stato, che è un organo nominato di fatto dai politici, che poi silenzia tutte queste, quando c'è al TAR una sentenza favorevole in primo grado, in secondo grado o si mettono d'accordo, come nel caso del progetto di Moco, mi sembra, o in questo caso si sono messi d'accordo col privato che aveva fatto ricorso e col comune, e alla fine fanno tacere tutto. E poi Zaia viene a dire, quando noi abbiamo vinto anche il ricorso insieme a un gruppo di persone a dicembre, che c'è un eccesso di democrazia nella nostra regione, che i comitati devono stare zitti, che queste opere vanno fatte comunque perché salvano il Veneto, salvo poi il signor Zaia andare a dire magari sui nostri giornali, no, in TV, che bisogna fare una moratoria, basta, il suolo pubblico non deve essere più consumato, bisogna rispettare, poi fa queste cose qua. Io vorrei chiedere che anche il signor Zaia fosse un po' più coerente, cioè si dice una cosa una sera, la sera dopo non dica il contrario. Infine chiudo, c'è un'iniziativa importante del Movimento 5 Stelle Veneto che ha predisposto una lettera, qualcuno di voi l'avrà anche letta, l'ho fatta girare, proprio chiedendo a Zaia una commissione d'inchiesta sui progetti relativi alla viabilità. C'è stata già una commissione d'inchiesta che 2 anni fa è arrivata a delle conclusioni sul tema della sanità e di fatto ha stroncato un po' di progetti sulla sanità nel Veneto. Allora noi chiediamo alla Regione Veneto di istituire una commissione d'inchiesta comunque sia di analisi anche sui progetti relativi alla viabilità, perché parliamo di qualcosa che va oltre i 5 miliardi di euro come valore tra tutti questi progetti, da 5 quasi 10, e quindi prossimamente questa richiesta la faremo anche a Zaia. Credo che il Movimento 5 Stelle sia in questo momento l'unico partito, movimento, gruppo politico che sta portando avanti qualcosa di serio sul tema, perché tutti gli altri partiti sul tema del cemento, delle grandi opere, sono assolutamente muti come i pesci. Non vedo nessun tipo di movimento dal PDL, ma neanche dal PD che è dentro queste grandi opere, con le cooperative, su tutte queste grandi opere. Quindi quando il PD va a difendere localmente, succede anche qua, qualche consigliere va a dire no, difendiamo il territorio, bene, lo fa forse a Rovigo, a Roma, i suoi capi fanno esattamente il contrario, anzi salvano il commissario della Pedemontana, è stato salvato dall'onorevole Sbrollini di Vicenza e da altri deputati veneti, no? Che hanno votato sì, salviamo il commissario così che questa grande opera la facciamo. Ecco, io vorrei che anche nel PD ci fosse un po' più di coerenza, visto che adesso votano anche per le primarie, anche da parte di Bersani. Chiudo. Allora, innanzitutto grazie, io vi ringrazio appunto per l'invito, voglio anch'io essere molto breve per cercare poi di avviare un discorso, una discussione con le persone che sono qui presenti. Io invece vi voglio un attimo riallacciare a quello che ha detto l'ingegner Cicconi prima, perché il processo che l'ingegner Cicconi ha descritto prima non è poi molto diverso da un processo, come posso dire, di finanziarizzazione dell'economia, anzi di quella finanziarizzazione che usa prodotti come per esempio i derivati o altre porcherie simili, i credit default swap e compagnia dicendo. Ed è un processo che, portato alle estreme, ha già prodotto alcune situazioni devastanti. Se noi per esempio pensiamo a quanto accaduto negli Stati Uniti con le agenzie Fannie Mae e Freddie Mac, che sono sostanzialmente quelle agenzie semi-private o semi-pubbliche che dovevano garantire un accesso al credito agevolato ai cittadini statunitensi, i quali poi hanno comprato case che di fatto non si potevano permettere, sono state, diciamo, tra i motori che hanno innescato quella crisi finanziaria che si è poi riversata sul resto del mercato globale, proprio perché quelle perdite erano state mascherate, agglomerate all'interno di poi prodotti strutturati che venivano via via incamerati dalle banche e poi smerciate come se fosse una materia tossica
può trattarsi di alcuni stupefacenti, e poi smerciate sul mercato mondiale. Quindi attenzione, il processo che ha descritto l'ingegner Cicconi prima è un processo estremamente pericoloso, perché ha la natura di un virus, cioè tende a infettare poi l'economia sana e anche la parte sana della società in un contesto che poi è difficilmente risollevabile. Voi avete potuto leggere su tutti i quotidiani cosa per esempio il governo federale negli Stati Uniti ha dovuto fare per cercare di mettere a posto la situazione, non c'è riuscita, ha dovuto stampare carta moneta, la cosa creerà un processo inflattivo che è più o meno noto a tutti quanti, con tutte le conseguenze del caso. Ma al di là di questa parentesi io volevo dire una cosa molto semplice: le conseguenze rispetto ai rischi che si possono correre in questo senso cominciamo già a patirle. Perché per esempio, visto che si parla di project financing, del cosiddetto project financing in ambito sanitario, alcuni giorni fa, diciamo eravamo alla fine di ottobre, la stampa, una parte della stampa vicentina, diciamo, sono alcune testate online, fra cui la nostra, hanno dato la notizia per esempio che per l'ospedale della zona di Schio, nell'Alto Vicentino, esattamente il comune si chiama Sant'Orso, la regione già adesso non è in grado di pagare i 13 milioni di canone annuale che si era impegnata, per i quali si era impegnata in fase di stesura del contratto. Allora, la questione di fondo qual è? Che quando Francesco Celotto giustamente cita la commissione di indagine sul project financing, la commissione di indagine regionale, io ho letto le carte, ma rispetto a tutto quello che viene detto non viene fatta invece l'operazione fondamentale, che è quella di rendere pubblici i contratti che contengono le convenzioni economiche e i piani economici finanziari, perché senza rendere espliciti e palesi quei contratti non può essere considerato tutto il marcio che fra virgolette è lì sotto. Ed è la stessa cosa che succede quando un privato cittadino o un ente pubblico sottoscrive un derivato con un istituto di credito. Se non hai il matematico finanziario che attraverso una serie di programmi, in gergo tecnico si dice esplode, cioè fa vedere esattamente dove il sottoscrittore ci rimette e dove invece il sottoscrittore ci guadagna, quasi mai o comunque molto difficilmente, è impossibile fare un ragionamento sul cosiddetto project financing, perché non si capisce effettivamente dove il pubblico ci guadagna, se ci guadagna, dove invece, come si dice a Roma, c'è la sola. Questa è una partita fondamentale, perché fino adesso, tranne rarissime eccezioni, non c'è stato anzitutto nessun amministratore che si è preso la briga di andare a chiedere quelle carte. E io faccio ancora riferimento al project financing sulla sanità, perché è quello che più facilmente può essere in qualche maniera spiegato alle persone. E dico, i consiglieri regionali che hanno partecipato a queste commissioni avevano diritto di chiedere questi contratti, avevano pieno diritto, perché essendo l'amministrazione regionale quella che gestisce gli affari sanitari, avevano pieno diritto per le facoltà ispettive che la legge consegna agli stessi consiglieri regionali. C'è stato qualcuno che le ha chieste, c'è stato qualcuno che di fronte al diniego opposto dalla giunta sostanzialmente ha mai preso carta e penna e è andato alla procura di Venezia presentando un esposto, meglio ancora una denuncia circostanziata? Non è successo. Allora, di fronte a una situazione del genere, che è enorme, che tra l'altro metterà a repentaglio duramente il bilancio della Regione Veneto nei prossimi anni, chi osserva le cose con un minimo d'attenzione riflette, perché se mancano le persone che fanno questo passo vuol dire che o sono politici che non capiscono la gravità della situazione e quindi non valgono nulla, oppure non fanno quel passo perché oltre quella soglia, perché oltre quella porta c'è un tabù che non si può scoprire. Non esiste una terza via, terzo immondato, come dicevano i latini, no? Quindi questo è un argomento molto sensibile che si è poi ripetuto paro paro per la vicenda Pedemontana. Cioè è vero che la costruzione e tutto quello che concerne, diciamo, il coordinamento sull'opera è in capo al commissario, che è un soggetto di nomina governativa, ma poiché quelle carte sono anche depositate presso la Regione Veneto,
consiglieri regionali in primis avrebbero tutti i titoli per chiedere. Non c'è, da questo punto di vista, tranne qualche richiesta formale, non c'è stato nessun consigliere, tranne, se non sbaglio, il consigliere Pettenò, che ha fatto un esposto in procura, che è andato dal procuratore di Venezia, in questo caso, a fare casino dicendo: caro procuratore, qua le carte ci spettano, se non ce le danno è un reato. Oltretutto è un reato abbastanza grave, perché in questo caso siamo di fronte al rifiuto di atti d'ufficio, cioè non è una cosa da un punto di vista giuridico difficilmente inquadrabile. E da questo punto di vista che cosa succede? Succede poi che quando, come diceva l'ingegner Cicconi prima, come diceva anche Francesco Celotto, quando queste enormi partite vengono gestite non solo con uno spirito privatistico, non solo facendo riferimento a una norma di tipo privatistico, ma vengono gestite come si gestiscono gli affari di casa propria sostanzialmente, quindi cercando di sistemare amici degli amici, conoscenti e potentati vari, accade che poi nel retrobottega, diciamo, della politica succedano cose non particolarmente simpatiche. Io voglio farvi vedere, se riesco a far partire 2 o 3 slide molto veloci, una cosa molto rapida. Portate pazienza 2 secondi perché devo far partire, adesso non mi ricordo un po', vediamo se riesco a farlo, se no non mi importa. Eccolo qua, trovato. Abbiate pazienza, ma ho solo 2 mani. Vi faccio vedere una cosa, un articolo pubblicato abbastanza recentemente sul periodico sul quale scrivo. È un articolo del 25 febbraio del 2012, quindi di quest'anno. Il titolo è abbastanza eloquente, si chiama La Venna di Pino. Cosa è successo? È successo che la società incaricata, sostanzialmente il consorzio incaricato di costruire la Pedemontana, si è scoperto che in Sicilia, in un appalto, come posso dire, cugino da questo punto di vista, un appalto pubblico per il quale la SIS era stata incaricata di costruire un pezzo della metropolitana che attraversa la città di Palermo, si è scoperto che questa SIS aveva delle liaison molto discutibili con alcuni soggetti legati a Cosa Nostra, soprattutto per quanto concerne la fornitura di calcestruzzo e la fornitura di servizi. Dalle intercettazioni e dalle indagini condotte dalla procura locale si è scoperto, per esempio, che a formulare in qualche maniera, a descrivere, a interessarsi per le forniture di cui ho parlato prima, non sono stati 2 picciotti del mandamento locale, ma la parola finale nella decisione è stata sostanzialmente in mano a 2 personaggi molto importanti: Allo Piccolo, allora capo della mafia palermitana, dell'omonimo clan, e direttamente poi a Bernardo Provenzano, detto zio Binnu, cioè se non sbaglio era l'allora capo della mafia, l'allora numero 1 di Cosa Nostra in tutta la Sicilia. Di questa cosa qua se ne è occupata diverse volte l'Espresso, se ne è occupata la stampa a livello locale a Palermo, ma delle ripercussioni venite di una notizia del genere, tranne qualche micro accenno venuto fuori quando noi per esempio abbiamo presentato il libro a margine di una seduta del Consiglio regionale a Venezia, non si è più detto niente. Ci sono stati sindaci che, interpellati dai rispettivi consiglieri comunali, sono stati esortati a chiedere informazioni ai rispettivi prefetti, e i sindaci, al posto che andare a chiedere al prefetto: scusa, ma sta impresa che sta lavorando, che lavorerà nel mio territorio, un'impresa sana, da chi sono andati? Da Bernizzi, non dal prefetto. Come a dire, mettiamoci d'accordo perché quello che è importante è che i lavori vadano avanti. Allora, di fronte a un processo che va nella direzione indicata dall'ingegner Cicconi, casi come questi non saranno mai un'eccezione, ma tristemente diventeranno una regola, perché purtroppo poi quando bisogna avere a che fare, soprattutto in periodi di crisi come questi, con una concorrenza sfrenata,
soprattutto lasciata a carico delle imprese piccole, come diceva l'ingegner Cicconi, in questo caso chi ha le spalle coperte da soggetti di questo calibro o chi addirittura non ha bisogno di competere sul mercato perché i soldi li deve lavare, è chiaro che si crea una situazione in cui la cosiddetta economia sana viene strozzata e viene ammazzata sul nascere. E da questo punto di vista devo dire che la situazione in questo momento nel Veneto non è affatto rosa, perché probabilmente non so se è stato detto sulla stampa locale, ma recentemente, noi l'abbiamo detto, la Procura Antimafia di Venezia starebbe arrivando alla chiusura delle indagini sulla Valdastico Sud, l'autostrada che da Vicenza arriva a Badia Polesine, che voi immagino conosciate. Si parla di coinvolgimenti di aziende vicine alla Lega Nord. Noi adesso aspetteremo di leggere quello a cui i magistrati per il momento sono arrivati, ma anche in questo caso noi abbiamo dato la notizia, i grossi giornali che fanno riferimento, diciamo, a editori di area Confindustria piuttosto che a grossi enti bancari non hanno dato notizia. Per esempio un'altra notizia simile che non ha a che fare col project financing, ma che da questo punto di vista si presta a essere interpretata in modo così molto oscuro dal mio punto di vista, è la notizia che riguarda la caserma della tenenza dei carabinieri di un paese in provincia di Vicenza che si chiama Due Ville, caserma che sarebbe stata costruita da un'impresa con forti legami con la 'ndrangheta calabrese. Allora, in un contesto del genere è normale che situazioni di questo tipo vengano fuori e occorre ovviamente un impegno da parte non solo delle persone impegnate in qualche maniera in politica, ma anche della cittadinanza comune a far pressione sui propri amministratori, perché il cosiddetto quarto potere, cioè il potere di vaglio e verifica che la stampa dovrebbe porre in essere, è in questo momento molto difficile, un po' perché non vogliono gli editori, un po' perché mancano anche persone in grado di seguire le piste in una certa maniera, e un po' purtroppo, questo mi rattrista doverlo ammettere, ma nella maggior parte dei casi sono gli stessi colleghi che si autocensurano, che preferiscono non scrivere un titolo, non scrivere un articolo o non riportare alcune frasi per quieto vivere. Quindi di fronte a una situazione del genere è importantissimo che, secondo me, le persone nei modi che più ritengono opportuno facciano pressione sui propri politici di competenza territoriale, sulle istituzioni, facendo ricorso al passaparola, perché altrimenti rispetto a una situazione del genere le incognite non sbaglieranno ma si moltiplicheranno. Grazie. C'è qualche domanda, qualche intervento? Grazie, allora io ringrazio innanzitutto i nostri relatori, penso che le cose che sono state dette siano di grande interesse. È spento, bravo. Siano di grande interesse, ringrazio, ci sono alcuni amministratori in sala, ci avevamo indicato anche l'ingegner Vernizzi che purtroppo non ci ha dato risposta, l'assessore Coppola, l'assessore Manzato si scusano per impegni precedentemente presi, non hanno potuto essere qui con noi stasera, però appunto chiedo se ci sono domande in sala dal pubblico, se ci sono richieste di chiarimento. Io penso che sia l'occasione buona, insomma, per colmare appunto dei dubbi, o se ci sono appunto questioni, penso che i relatori possano tranquillamente rispondere, hanno dimostrato di essere più che competenti in materia, insomma, quindi se c'è qualcuno, se vi volete presentare. Bene, sono un cittadino di Rovigo, mi chiamo Rigorin e ringrazio i relatori per la bella serata, per la bella relazione, ma mi viene a portare la domanda di tutte quelle illegittimità, tra virgolette, per non dire qualcosa di peggio, che ha evidenziato l'ingegnere. La Corte dei Conti dov'è? È all'Equilibrio a Caimano, è in Brasile, si trova non so dove, ed è strano che non si sia mai pronunciata o andata a analizzare nel merito della questione.
Allora, domando, alla procura della Corte dei Conti è stato mai segnalato qualcosa di genere? Mi sembra strano che certi pubblici ufficiali, a conoscenza di fatti che hanno una certa rilevanza anche penale, non si siano ancora arrivati a segnalare a chi di competenza certe situazioni. Per quanto poi riguarda il discorso del progetto finanziario di questa sera, è un parallelo perfetto tra i fondi stanziati dalle vari consessi ai gruppi di partito per eludere in modo elegante mangiare soldi. Qual è il problema pratico? Io voglio agevolare un mio amico imprenditore che mi dà la possibilità di fare carriera politica, chiaro? Come posso farlo? Con la gara da patto faccio fatica a mischiare le carte, è molto difficile. Oppure essere molto intelligenti a far bene le gare da patto. Ma allora il sistema più pratico qual è? Tu imprenditore, fammi la domanda, cosa ti serve? Ti garantisco, e qui è un concetto un po' italiano, che siamo abituati a eludere le norme, ma è anche un po' mafioso per il discorso, ha ragione, ma io direi a voi due state attenti con due giornalisti, perché non avete ancora ricevuto minacce. Anche querele. No, ma la querela è il fatto che è la minaccia che certa gente non vuole che si metta in naso in certi argomenti. Allora io proporrei a questa assemblea di prendere i nostri consiglieri regionali che sono a Venezia, li sequestriamo qua, intanto che non ti fanno dei contratti, porca miseria. Non è possibile che non possiamo sapere, paghiamo le tasse in questa regione, non possiamo sapere che contratti, che tipo di impegni i nostri figli, noi e i nostri figli andranno poi ad assumere e adesso obbligati a corrispondere. Comunque grazie ancora a voi che avete fatto questa relazione. Quindi se ci sono altre domande, altrimenti rispondiamo per il caso ci fossero altre. Sì. Come preferite? Facciamo magari quest'anno se ne accumulano 3-4 in modo. Sono Marco Conichetti di Rovigo. Volevo chiedere all'ingegnere Cecco, mi sono ricordato le cifre che lei ha detto poco fa, del comma 966 della finanziaria del 2007 mi è rimasto impresso sui 13 miliardi. No? Poi ha fatto riferimento a una parola che resta un po' a tutti nell'immaginario, quei deficit occulti, no? Ecco, forse mi è sfuggito nella tabella, ma quanto ammonta il totale di questi project financing che abbiamo in giro per l'Italia? Perché se tutti parliamo di 2000 miliardi superati di deficit pubblico, cosa ha detto, un 3,5 del PIL, a quanto ammonta veramente il deficit italiano se annoveriamo e contiamo anche questo deficit occulto? Ecco, io ho 3 figli, mi preoccupo per loro, non per me tanto. Ecco. Volevo approfittare dell'ingegner Cicconi per chiedere di approfondire un po' di più l'aspetto legato a quelle che sono le azioni del governo Monti rispetto all'incentivazione della finanza di progetto e quindi in particolar modo in che cosa significa il project bond e che ripercussioni ha anche questo aspetto nei confronti dei cittadini e queste obbligazioni, chi sarà a gestire, diciamo, questo debito obbligazionario. Grazie. Faccio rispondere, poi se ci sono altre domande facciamo un altro giro. Ah, scusa. Grazie, buonasera, sono Flavio Giorgone, consigliere comunale. Mi congratulo con il consigliere del comune di Rovigo per l'organizzazione di questa serata veramente interessante e onore anche ai relatori. La mia domanda, siccome di solito per peggio stiamo vedendo non c'è mai fine. Qualora questi canoni di locazione dovuti dagli enti pubblici portino al dissesto dell'ente pubblico,
queste opere importanti. Alla fine, chi le gestirà ed eventualmente chi ne diventerà proprietario? Grazie. Mi risulta che per certi importi si debba passare per delle gare europee, no? Non conosco bene il titolo, non sono un tecnico, però mi pare che ci siano gare di questo tipo. Allora mi chiedevo, visto che prima l'Unione citava l'Unione Europea come garante, no? Impone anche determinate regole, qual è il problema di a questo punto escalare, visto che la Corte dei Conti non si soddisfa, escalare e fare ricorso direttamente presso la Comunità Europea? Chi è preposto a fare questo e che vincoli abbiamo di farlo? Grazie. Comincerei dalla prima domanda di Ricolina, perché l'aspetto più preoccupante è proprio il meccanismo che innesca questa operazione. Nel settore della sanità, un'operazione di project financing, se il valore del mattone è 100, il valore del contratto è 1000. Nei cosiddetti project financing della sanità si affida la realizzazione dell'opera dell'ospedale, l'ASL si impegna a pagare un canone per tutta la durata della concessione, ma nei project fatti nel Veneto si affida anche un mega appalto di 15-16 servizi cosiddetti non sanitari. Servizio calore, servizio pulizie, la gestione della rete telematica e telefonica, eccetera, eccetera. Gli effetti sono due. Primo, la gestione privatistica delle relazioni contrattuali con decine di imprese. Attualmente l'ASL per affidare il servizio di polizia fa la gara d'appalto e lo affida all'impresa che vince la gara, e l'impresa ha una relazione contrattuale con un soggetto pubblico nel rispetto del codice dei contratti pubblici. In questo modo c'è la privatizzazione di queste relazioni. Il concessionario, normalmente scatola vuota, ovviamente affida questa attività, me le affida con una relazione privatistica, sceglie l'impresa che vuole, con tutto quello che significa, e nel rapporto con il pubblico ovviamente non costa niente scegliere un'impresa a trattativa privata la quale a sua volta assume magari con un contratto part-time e a termine il figlio del politico di turno o di chi in qualche modo deve essere politico. Quindi è un effetto devastante soprattutto sulla piccola e media impresa. A me quello che stupisce è il silenzio, l'ignoranza, la stupidità delle organizzazioni di rappresentanza della piccola e media impresa, Confartigianato, CNA, eccetera, eccetera, che non stanno tutelando le piccole e medie imprese con questa operazione, perché è un effetto semplicemente devastante sul piano delle relazioni contrattuali commerciali. Ma l'altro effetto perverso è sulla gestione della sanità nel suo complesso. Lo scenario qual è? È che ci sono i tagli alla sanità che nei prossimi anni saranno, oltre e continueranno. Se io prima avevo 100 e gestivo con 50
i servizi e 50 l'attività che rimane in capo a me, diciamo il core business della sanità, la sanità vera e propria, se ci sono dei tagli da 100 si passa a 80, una volta che l'ASL ha fatto il contratto di 50 per la gestione esternalizzando tutti i servizi, quel 50 rimane 50, è una spesa incomprimibile perché c'è un contratto. Se a me entra 80, io posso tagliare solo sul 50 che gestisco direttamente. Quindi non solo c'è un effetto devastante su tutti i servizi esternalizzati, le relazioni contrattuali e commerciali con la piccola e media impresa a livello locale, ma c'è un effetto devastante anche sulla gestione che rimane in capo all'ASL, perché se c'è il taglio dei trasferimenti, l'unico margine che ho per intervenire è tagliare gli acquisti di farmaci, ridurre gli stipendi, non assumere, questo è l'effetto di queste operazioni. Debito punto. L'esplosione dei cosiddetti project financing partono dal 2002. Avete visto la definizione della concessione. Il corrispettivo è unicamente il diritto di gestire, dice la direttiva europea, eventualmente questo diritto è accompagnato dal prezzo. Il legislatore nel 94 italiano aveva recepito questa definizione e aveva stabilito con la legge Merloni, la legge anti-Tangentopoli del 94, che il prezzo che poteva accompagnare il diritto di gestire non poteva essere superiore al 50% del costo dell'opera. Cioè aveva stabilito il principio che il privato almeno il 50% doveva recuperarlo dal mercato e il pubblico poteva impegnarsi fino al 50% del costo dell'opera. Nel 2002, con il collegato alla finanziaria, nell'ambito dei provvedimenti per la legge obiettivo, la legge speciale che va intero da tutta una serie di norme, come diceva, viene anche modificata questa definizione della concessione e il limite del 50% del prezzo che poteva accompagnare è stato cancellato, come è stato cancellato il limite dei 30 anni. Fino al 2002 c'erano questi due paletti: il committente pubblico poteva affidare in concessione un'opera, poteva anche pagare un prezzo, ma il prezzo non poteva essere superiore al 50%. Il limite di durata della concessione era di 30 anni. Dal 2002 in poi questi limiti sono stati cancellati dall'ordinamento. Quindi dal 2002 in poi si possono affidare in concessione opere con l'impegno del committente pubblico che può arrivare fino al 100% del costo dell'opera, come avviene normalmente per le opere che vengono fatte. Dal 2002 in poi, non a caso ho fatto vedere quel diagramma in cui il project financing cresce linearmente fino ad arrivare nel 2011 al 45% dell'incidenza sui banchi di gara, per questo motivo, perché è stato cancellato questo limite e quindi si affidano in concessione delle opere con l'impegno dell'ente pubblico sul 100%. 100% però occultato nella contabilità di società di diritto privato, perché nella contabilità delle società di progetto, non è nella contabilità del comune. Bene, il valore complessivo di questi project financing dal 2002 in poi è di circa 200 miliardi di euro. Dalle stime che si possono fare sul tipo di contratti affidati, di questi 200 miliardi circa il 90% è impegno sul prezzo, di fatto occultato nella contabilità di società di diritto privato. Quindi stiamo parlando
di 180 miliardi di debiti che però non figurano nel 126% del PIL. A questi 180 miliardi di debiti effettivi pubblici nascosti vanno aggiunti poi i debiti di tutte le società di diritto privato di proprietà pubblica. Se voi andate a guardare i casi che emergono nella cronaca, Parma, la cancellazione del consiglio comunale del sindaco, nuove elezioni, Reggio Calabria, l'indagine a magistratura, al centro di queste indagini ci sono le società partecipate dagli enti locali. A Parma i debiti di 600-800 milioni di euro sono debiti che sono stati accumulati dalle società partecipate, che diventano società che spendono il denaro pubblico in maniera privatistica, riciclaggio di politici trombati, nessuna selezione del management su basi professionali, e generalmente queste società hanno debiti enormi, siamo circa sui 100-130 miliardi di euro di debiti che vanno aggiunti a questi. Anche questi nel nostro ordinamento non c'è il bilancio consolidato dell'ente locale. Sono debiti che restano fuori dalla contabilità pubblica, perché sono dentro il bilancio di una società di diritto privato, che emerge come debito pubblico nel momento in cui salta per aria. A Parma è saltato tutto per aria, è emerso un debito di 800 milioni di euro per il comune di Parma, che era proprietario di queste società. Quindi siamo a questi livelli, che è una deriva che si sta accelerando perché le società stanno andando avanti tranquillamente, e il project financing c'è un'alimentazione enorme. C'era la domanda: tutti i provvedimenti del governo Monti in questo settore, le modifiche fatte al codice di contratti, riguardano quasi esclusivamente il project financing. C'è una semplificazione delle procedure, c'è la detassazione da parte delle società di progetto, cioè dei concessionari privati che gestiscono le operazioni di cosiddetto project financing, e poi c'è questa invenzione straordinaria del project bond, che sono semplicemente titoli di debito, punto, i quali vanno sul mercato e probabilmente possono avere anche un relativo successo, perché siccome sono costruiti su contratti, e questi contratti sono tutti garantiti non dal mercato, non c'è nessun rischio, ma dal soggetto pubblico che firma la concessione, ovviamente probabilmente avranno un mercato anche loro, ma sono titoli di debito a tutti gli effetti. Come entrano nel giro dei fondi pensione anche questi titoli obbligazionari, chiamiamoli così. Sì, entrano, siccome ovviamente possono sottoscriverli sottoscrittori istituzionali, dopodiché hanno introdotto anche la garanzia per i sottoscrittori, per cui siamo alla super garanzia di queste operazioni, ma sono titoli di debito a tutti gli effetti nel mondo privato, perché questi non andranno nella contabilità, non sono i titoli di debito pubblico registrati, e vengono millantati come un'operazione straordinaria. Per fortuna la Germania sta frenando i famosi Eurobond, che sono la stessa cosa. La Germania paradossalmente è quella che ci sta salvando nella prospettiva dell'accumulazione del debito pubblico occultato, perché è quella che maggiormente resiste su queste operazioni. Gare europee.
le norme ci sono per gli appalti e le concessioni. Ripeto, il problema qual è? Che una volta individuato con la gara di evidenza pubblica il concessionario o il contraente generale, secondo il nostro ordinamento, una volta individuato con gara di evidenza pubblica, dopodiché nei rapporti successivi segue le regole del diritto privato, non applica più le regole del codice dei contratti pubblici. Per cui in concessioni complesse, nella gestione di un ospedale nell'arco di 30 anni, la durata della concessione, un ASL che non affida la concessione nell'arco di questo periodo gestisce 300-400 gare di appalto per il servizio di pulizia. La gara la fa per una durata di 3 anni, 5 anni al massimo. Lo stesso per tutti gli altri servizi. Nella concessione si affida ad un unico soggetto quello che l'ASL faceva con 300-350 appalti nell'arco dei 25-30 anni. Questi 300-350 appalti non diventano più appalti pubblici, sono 350 perché il modello resta lo stesso, il concessionario non è che fa tutto, è un'impresa cosiddetta corporatista, è una scatola vuota, affida le attività alle piccole imprese, magari quelle che lo facevano prima, ma in un regime privatistico, in una relazione privata, perché il concessionario, una volta individuato con gara di evidenza pubblica, segue solo le regole del diritto civile, non applica più le regole dei contratti pubblici, se non per alcuni vincoli stabiliti per norma, ma sceglie chi vuole e come vuole, senza alcuna gara. Quindi capite perfettamente il meccanismo che innesta. E in una società nella quale il sistema di relazione con la politica ci restituisce un paese nel quale l'Unione Sovietica era un paese iperliberista rispetto alla situazione che abbiamo noi, perché sia attraverso la privatizzazione di queste relazioni contrattuali sia attraverso queste 20.000 SpA SRL controllate dal pubblico che operano in settori strategici. Quando parliamo di società di proprietà pubblica che operano nel diritto privato, stiamo parlando di tutto il settore dei trasporti, di tutto il settore dei rifiuti e dell'ambiente, il settore dell'acqua, il settore dell'energia. Stiamo parlando di settori strategici per qualsiasi idea di politica dentro. E l'economia di mercato, la competizione in questi mercati, con società controllate dai partiti di questo tipo e sistema di relazioni che stabiliscono con il mondo privato, capite perfettamente che la situazione è quella che è. Nel caso di dissesto di queste operazioni, dissesto è per il settore pubblico, per i cittadini che devono pagare. Il privato è garantito da un contratto. Se c'è il dissesto, il fallimento del privato, comunque per il pubblico un danno, perché recuperare la situazione, riaffidare l'attività, ricontrattare le operazioni è comunque un'operazione costosa che viene a costare più di quella che è innescata. Se il dissesto è causato dal fatto che il comune o l'ente non riesce più a pagare e quindi è causa di insolvenza dalla parte pubblica, il privato ha un contratto con tutti i diritti che ha, che ti fa pagare comunque gli oneri del danno che determina. Per cui comunque
sono operazioni complesse, contratti complessi, che purtroppo vengono attivati nella più totale inconsapevolezza e con scarse competenze da parte dell'amministrazione pubblica. E il fatto che abbiamo introdotto nel nostro ordinamento, unico paese europeo, se non al mondo, il cosiddetto project financing, cioè la concessione ad iniziativa del privato, con il privato che definisce tutti i documenti, aggrava ancora di più la situazione, perché la capacità del soggetto pubblico di valutare contratti così complessi con la dequalificazione che c'è stata nella pubblica amministrazione, perché l'altro passaggio che dobbiamo sottolineare è sostanzialmente questo: dal 92 in poi, dall'esplosione di Tangentopoli, la cultura è stata il pubblico è merda, è incapace di fare qualsiasi cosa, per cui dobbiamo privatizzare e esternalizzare tutto. Questa è stata la cultura. Io teoricamente dal punto di vista non sono contro le privatizzazioni, ma capite perfettamente che se io prima gestivo all'interno ed esternalizzo, privatizzo, devo aumentare la mia capacità, la mia qualificazione di acquistare fuori. Se io non sono capace di acquistare, quindi non qualifico la mia capacità di acquisto, acquisto delle cose scadenti, ed è questo quello che sta succedendo. La cultura del pubblico è merda, il privato è il migliore di questo mondo, ha indotto poi una situazione nella quale la qualificazione, la formazione professionale delle strutture pubbliche non è stata assolutamente fatta, zero. E quindi ci troviamo ad acquistare senza nessuna competenza e capacità di acquistare fuori servizi, opere, forniture e quant'altro. Questo è il processo di dequalificazione che sta innescando. Io volevo dire una cosa su quel signore che è andato via sulla Corte dei Conti. Allora, la Corte dei Conti, come dicevo nel mio intervento, è intervenuta nel caso del passante di Mestre. Peccato che la Corte dei Conti in questo caso è intervenuta molto dopo la costruzione del passante. C'è un articolo che io ho qui in mano del Corriere del Veneto del 13 di maggio del 2011 in cui la Corte dei Conti fa un richiamo al Ministero, nel senso che chiede, appunto, criticato l'uso del commissario come mezzo ordinario, troppe le varianti progettuali e l'aumento dei costi. Quindi la Corte dei Conti richiama, ma interviene sempre dopo. Quindi rischia di non servire a niente. Io ho paura che anche nel caso della Pedemontana interverrà dopo che è stato costruito magari un po' di chilometri o dopo che è stato fatto un disastro, e dirà ma non serviva il commissario, non serviva questo. Noi abbiamo, come detto prima, come coordinamento Veneto Pedemontana Alternativa, un coordinamento che nato un anno fa, presentato questa settimana un esposto alla Corte dei Conti con tutti i motivi che vi ho esposto prima con cui sostanziamo questo esposto. Però non so se la Corte dei Conti, sì, magari ci darà una risposta, ma non so che poteri potrà attivare e come potrà intervenire. Abbiamo anche proposto, con il Movimento 5 Stelle di Bassano, un esposto alla magistratura. In quel caso lì la magistratura, sapete cosa ha fatto? Penale. Sapete cosa ha fatto? Abbiamo presentato al commissariato di Mestre. Il commissariato, invece che coinvolgere e presentarlo al giudice competente, l'ha inviato direttamente al commissario, il quale ci ha risposto, sì, molto gentilmente, ci ha dato anche, qui ve lo faccio vedere se volete, ci ha inviato 5 pagine o 6 di risposta, in cui adesso un viterio, insomma, ha detto che in sostanza ha ragione lui a non presentare le carte, non presentare la convenzione per una serie di motivi che abbiamo visto prima. Ma allora è pazzesco, no, che il commissariato di Mestre diventi lo sportello di risposta del signor Bernizzi, anzi, al Movimento 5 Stelle. Avrebbe dovuto intervenire un magistrato, eventualmente indagare e poi dare una risposta. Invece questi qua mandano addirittura questa lettera all'ingegnere Bernizzi, che poi gentilmente ci risponde per carità. E quindi veramente io temo che la magistratura veneta non so quanto sia attiva su questo tipo di problemi. In Lombardia, sulla Prebeni, su altri temi, la magistratura ha fatto delle inchieste e è anche andata a fondo su temi scottanti. Nel Veneto io credo che la magistratura piuttosto ancora
ancora sonnolenta, passato questo termine, e non so se neanche con i nostri esposti riusciremo a svegliarla. Io mi auguro, perché questi sono temi gravissimi e su cui comunque sia ci dovrebbe essere una risposta. Io poi una domanda, ma la faccio dopo anche all'ingegner Cicconi riguardo al tema anche dell'Europa, insomma. Adesso se io, ecco, altre risposte sono state molto chiare, passo a parola a Marco e devo dire qualcosa. Allora io comunque vorrei sfatare un punto, perché poi quando ci sono quei pochi che fanno ricorso per esempio alla giustizia amministrativa, i risultati ci sono. Allora, per quanto concerne la Pedemontana, l'unica sentenza definitiva che c'è stata fino adesso, definitiva di primo grado, cioè davanti al TAR Lazio, poi il Consiglio di Stato l'ha messa in ghiacciaio, cioè ne ha sospeso l'effetto in attesa di pronunciarsi nel merito, ma l'unica sentenza definitiva è questa qua, che voi potete leggere, che riguarda il ricorso proposto dal Comune di Vitavella quando c'era un sindaco che aveva voglia di ricorrere, e un estratto di questa sentenza dice che si riferisce al comportamento e alle modalità con cui è stato nominato il commissario Vernizzi. L'insidia maggiormente pervasiva è che verrebbe ad introdursi un potere derogatorio idoneo a prevalere sull'ordine della gerarchia delle fonti e ben si presta, attenzione, a distorsioni di segno eversivo. Allora, una sentenza del genere avrebbe dovuto far saltare sul tavolo la politica veneta. Invece il giorno dopo questa sentenza qua, sui giornali come si è aperta la notizia? Con Zaia che si incazzava perché c'era un eccesso di democrazia. Allora voi vi rendete conto che noi ci troviamo in una situazione in cui un rappresentante delle istituzioni si arrabbia perché c'è una sentenza del magistrato contraria a quello che è il suo modo di pensare, cioè non dice rispettiamo la sentenza perché viviamo in uno stato di diritto. Si arrabbia, e con lui si arrabbia l'ingegner Vernizzi dicendo che è inconcepibile, lo dice sulla stampa di Rovigo, se non su un quotidiano di Rovigo, che è inconcepibile che i comitati o comunque i residenti blocchino queste infrastrutture ricorrendo non alle azioni tipo no global, ma ricorrendo alla legge. È come se domani, non so, uno si arrabbia perché la figlia è stata stuprata e lo stupratore dice: ma come mi hai denunciato? Ma come ti permetti? Avevo voglia. Siamo sullo stesso piano. Allora, questa è colpa ovviamente anche dei media, che quando Zaia dice queste cose non c'è l'intervistatore che gli fa la seconda o la terza domanda. Questa è una grossissima colpa dei giornalisti. Ma vorrei tra l'altro dare un piccolo spunto per capire un po' meglio quello che ha detto, come posso dire, per rendere un po' più potabile, terra a terra, le cose importanti che ha detto l'ingegner Cicconi prima e che ha detto Francesco Celotto poco fa. Io vi consiglio di guardare un filmetto degli anni '80 che si chiama Robocop. Non so se ve lo ricordate. Al di là dell'omino che sparava, in quel film c'è un concetto che in qualche maniera si sta materializzando, perché gli artisti certe cose, anche se non benissimo, ma vedono un po' più in là, no? Nel futuro. E lì c'era la città di Detroit o di Chicago, comunque una città del Michigan, che sostanzialmente la cui intera gestione, quindi polizia, appalti, sanità, rifiuti, gestione dell'acqua, veniva appaltata, veniva data per la precisione in concessione a una multinazionale che si chiamava Omnia Consumer Product, OCP. E praticamente questo super gestore in Global Service prendeva in appalto l'intera vita di una comunità locale. Ecco, ovviamente non siamo a questi livelli, ma per capire le storture che un sistema del genere può provocare, possiamo tranquillamente andarci a vedere un film del genere. Prima c'era una persona che ha fatto una domanda e ha chiesto: ma la magistratura che cosa fa? La Corte dei Conti che cosa fa? Purtroppo la magistratura non è un soggetto che agisce in modo automatico rispetto a quelle che sono le prescrizioni, vuoi del codice penale, vuoi del codice civile, vuoi delle leggi amministrative. Guardate l'Ilva di Taranto, c'erano da anni denunce su denunce, studi e via e quant'altro. Cosa è successo? È successo che quando si è creata una massa critica da parte dell'opinione pubblica sufficiente perché si creasse quella situazione, allora il caso è esploso. Ma il diritto non è che è cambiato 10 anni fa o oggi. La stessa cosa vale. È intervenuta la procura. E come mai è intervenuta la procura? La stessa cosa dovrebbe succedere in altre situazioni. Allora, non pensiate che la giustizia sia qualcosa che uno manda la denuncia, spinge un pulsante e si crea immediatamente il procedimento penale.
Non è un automatismo, la giustizia si ottiene nei limiti, diciamo, della convivenza civile, anche facendo una sana e cazzuta pressione sui soggetti deputati, altrimenti la ragione non bisogna solo averla, bisogna anche farsela dare. Vi leggo, sono 5 righe, la sentenza del TAR, Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, 9 febbraio 2011, su un cosiddetto project financing sanitario. Contratto assolutamente identico ai contratti firmati dalle ASL venete per i 6-7 project financing fatti in Veneto. Contratti identici. Il TAR della Sardegna su questo contratto, in questo caso c'è stata una piccola impresa, lo darei che è ricorsa al TAR, perché si sentiva, ha denunciato il fatto che per 30 anni veniva sottratto un mercato, era un'impresa che operava nel settore dei servizi di pulizia. Il TAR, accogliendo il ricorso di questa piccola impresa, del contratto dice esattamente questo: il contratto di concessione in esame, ripeto, identico a quelli degli ospedali del Veneto. Nel Veneto però non c'è stato nessun ricorso al TAR, si deve qualificare infatti come contratto nullo per la illiceità della causa ai sensi dell'articolo 1344, contratto in frode alla legge, del Codice Civile. L'operazione negoziale ed economica conclusa all'esito della procedura di affidamento in esame si caratterizza per costituire uno strumento con il quale si elude l'applicazione delle norme e dei principi che disciplinano la concessione di lavori pubblici, facendo conseguire alle parti un risultato precluso dall'ordinamento. E ciò si ribadisce attraverso la previsione, in netto contrasto con lo schema normativo tipico, di una remunerazione degli investimenti dei privati concessionari posta interamente a carico dell'amministrazione aggiudicatrice, senza che si verifichi quella traslazione in capo ai privati del rischio economico e gestionale, eccetera, eccetera. Questo è il TAR della Sardegna. Dice che in base a relazioni, a motivazioni molto dettagliate, fatte molto bene, alle norme europee, ma non solo alle norme europee, al nostro ordinamento così com'è, quel contratto è nullo, illegittimo. Al TAR però ricorre in codice. Ma nel caso di Moro che cosa è successo? La piccola impresa ha vinto. Le parti soccombenti, l'ASL e la società di progetto che aveva vinto la concessione, ricorrono al Consiglio di Stato. Davanti al Consiglio di Stato che cosa succede? Che la piccola impresa rinuncia al ricorso che aveva fatto davanti al TAR. E il Consiglio di Stato cosa dice? Prendo atto della cosa, la sentenza è nulla. Nel diritto amministrativo purtroppo è così. E la morale è operazione riuscita malato morto. Perché sono comprato. La sentenza non c'è più. Ma perché? Ma l'imprenditore è morto. Dopodiché si ritrova la piccola impresa con il 4% nella società di progetto. Io non so se l'hanno pagata, gli hanno dato anche soldi per rinunciare, ma comunque è entrata nella società di progetto garantendosi un contratto molto più consistente per tutta la durata della concessione. In questo modo noi continueremo a vedere tutti i giorni carabinieri contro manifestanti, poliziotti contro i manifestanti, fino ad arrivare a una guerra civile, perché andando avanti così stiamo tirando talmente tanto la corda, perché 2 imprenditori sono morti anche ieri e stamattina, uno anche di Monticello. Impiccati? Sì, ma non se ne parla più però. No, perché non fa, anzi, è incitare la gente a emulare il gesto.
Ma perché non si implicano in altri politici? È la conferma perché siamo ancora due. C'era l'architetto Costantini e poi anche te. Poi siamo mandati. Chi aveva domande? c'era l'architetto Costantini, la turista. Io volevo solo rilevare una cosa, il tempo ovviamente posso portare è limitatissimo, che questo meccanismo del project financing ha nel Veneto una estensione come probabilmente in nessun'altra parte d'Italia. E questo perché è stato costruito durante le amministrazioni di Galan. Lo dice lui stesso nel suo libro agiografico, autobiografico, Il Nord-Est sono io, perché non gli bastava il Veneto, dice una frase significativa, che sono molto riconoscente all'ingegnere Pier Giorgio Baita. Fate una piccola ricerca, trovate i precedenti durante il Tangentopoli 1 di Baita, che gli ha spiegato cosa sono i project financing. Chi è Pier Giorgio Baita? È l'amministratore delegato della società Mantovani SPA, quella che da 30 anni gestisce in maniera assolutamente privatistica e senza alcuna concorrenza il Consorzio Venezia Nuova, che è quello che realizza il mega appalto infinito del Mose e di tante altre cose. Quello finanziato una concessione che è stata contestata per il 100% non prezzo. Esatto, ampiamente, larghissimamente remunerativi, pagati a piedi vista, eccetera. Da quel momento lì, la Mantovani SPA, di volta in volta associata con qualche altra impresa e a volte anche in quota con la Lega delle Cooperative di Sinistra, ha proposto quasi tutti questi project financing, che sono stati poi regolarmente accolti dalla Regione Veneto. Quindi le strade, le autostrade e gli ospedali. Nessuno si è poi posto il problema nella magistratura veneziana di come mai questa corrispondenza è sistematica e del fatto che la segretaria di Galan si dimette, fonda delle società a San Marino e con quelle società che hanno un capitale versato irrisorio torna in Italia subito dopo che il Veneto ha fatto perfino un accordo di collaborazione internazionale con San Marino, con scambio anche di rappresentanze diplomatiche, e entra dentro tutte queste società. Addirittura è amministratrice delegata di alcune di queste società. Questo ne hanno scritto abbondantemente i giornali, non invento niente di nuovo. Voglio dire, c'è una certa accondiscendenza, chiamiamola così, da parte non solo del sistema politico tutto veneto, poi si è capito perché un noto esponente del partito, del maggior partito di opposizione, era in mezzo fino al corpo, ufficialmente dentro Veneto Strade, dentro la società Venezia Padova, dentro la società fantasma costituita per promuovere lo gara mare, dove c'è un fior di personaggi, anche quelli ben noti nella Prima Repubblica, personaggio che è stato condannato a 4 anni per appalti minori, eccetera, e che continua a essere dentro il consorzio promotore della Nogara Mare, il quale nelle intercettazioni telefoniche rassicurava i piccoli imprenditori, e qua chiudo perché volevo solo descrivere un ultimo anello della galassia, che crea consenso poi in realtà, che rassicurava nelle intercettazioni telefoniche i piccoli imprenditori a cui chiedeva i soldi, preoccupatevi, l'appalto adesso della Nogara Mare lo gestisco io, lo vince poi la Mantovani,
e la Mantovani vi dà i suoi appalti. Chiuso. Allora, il meccanismo qui nel Veneto è che attorno a questo sistema incentrato su queste grosse imprese c'è tutto il sistema di come è organizzata la Regione Veneto, dove tutto dipende dalla direzione regionale per le infrastrutture, cioè dall'ingegner Vernizzi. Tutto. Così come tutti gli organi di controllo, la Commissione VIA, la Commissione VAS, questo qui poi anche nello stesso tempo il commissario straordinario per questo e per quello e per quell'altro, e tutto fa capo all'assessore regionale Chisso, braccio destro di Garai. Ecco. E attorno a queste grandi società, che poi in realtà sono più o meno delle scatole vuote, c'è tutto un giro, una nuvola, diciamo, di piccole e medie imprese alle quali vengono assegnati poi i subappalti, in regime assolutamente privatistico, come giustamente diceva il professor Cicconi. E questo, se andate a verificare, poi c'è l'ultima questione, che nel Veneto c'è anche poi questa costruzione di tutto un sistema che fa capo a Veneto Sviluppo di società regionali che gestiscono enormi finanziamenti pubblici, alcune delle quali finite già dentro processi. Il nostro concittadino Magnani, condannato a 13 anni in primo grado, no, è Magnon, non Magnani. Con l'Aeropic, alla cui presidenza era stato nominato da Galan, la Cosecom più volte è finita sotto processo finché non li ha arrestati tutti, e che pur godendo di centinaia di milioni di euro di finanziamenti regionali, europei attraverso la regione, è in dissesto finanziario, e via dicendo. La prossima io credo che sarà indagata sarà, faccio una previsione, sistemi territoriali, il cui presidente poi è sotto inchiesta per una mega mazzetta per aver rifilato alla Regione Veneto il Palazzo delle Ferrovie ai piedi del ponte di Calatrava. Tutte cose presidente industriali. Benissimo, presidente industriali lo dico. Se andate poi appunto a vedere anche per quei meccanismi con cui queste società gestiscono gli appalti pubblici, quelli più grandi e anche quelli meno grandi, è tutto un sistema che è chiaramente totalmente privo di qualsiasi controllo. Ultima questione, in tutto questo meccanismo la cosa secondo me più grave che c'è stata in Italia in questi anni è il fiorire di queste società che gestiscono tutto, finanziamenti, soldi pubblici, servizi eccetera, e lo svuotamento degli organismi democratici rappresentativi. Questo è il punto più carino, cioè si sono tolti dai poteri, qualsiasi poteri consigli comunali, si eliminano le province e si riducono tutti gli organismi di rappresentanza elettiva per invece delegare organismi che non sono controllati da nessuno. La Corte dei Conti Veneta ogni anno dice che queste società sono totalmente fuori controllo. E mentre quindi c'è il consigliere comunale come la nostra amica lei, per esempio, che va a Vigo e dice voglio vedere come avete fatto la gara d'appalto per la stradina, eccetera, e lo può vedere, io lo voglio vedere, andare ai sistemi territoriali e dire come hai fatto l'appalto della ferrovia Venezia-Adria? Indovinate da chi è affidata, a chi? Beh, facilmente la parlata, scusate. Il Presidente dei sistemi territoriali era anche prima, però. Sembra di essere a report qua. Purtroppo siamo abituati. L'ingegner Divizia è una scorza, è resistito a un fatto molto grave. Io volevo porre una questione che mi interessava. Io sono uno, con Francesco condivido il ruolo di portavoce del coordinamento Veneto Pedemontana Alternativa, non sono di Rovigo, sono venuto perché mi interessava interloquire con il Gero Cicconi, a parte che siamo visti anche a Venezia qualche mese fa, sì, sul piano di finanza. La questione che a me interessava molto ed è questa, a parte le cose che ha detto Alberto Costantini, che è il meccanismo con cui si tiene
c'è questa specie di progetto, di questo contratto che si chiama, che nel Veneto hanno, da quello che io riesco a capire, l'hanno congegnato nel tempo con una certa articolazione, no? Ed è partito da molti anni a questa parte, è un meccanismo che ha garantito anche un potere, no? Cioè c'è una politica che lo sostiene. Su Pedemontana diciamo è un anno e mezzo che rompiamo le scatole perché l'opposizione faccia opposizione e chieda queste cose. Allora io sono, da quello che ho capito, prima cosa, se ci mostrassero le carte all'interno di questo ci sono dei reati penali. Mi sembrava che in una delle sue slide ingegnere ci fosse scritto truffa ai danni dello Stato. Noi abbiamo depositato con i ricorrenti, allora ci sono 39 ricorrenti più un ente territoriale che è un parco agricolo di Bassano, un parco delle Rogge e un comune che agiscono ancora, stanno aspettando sentenza. Ci hanno rinviati a febbraio e speriamo di arrivarci a sentenza. Comunque sulla base di questo ricorso i cittadini hanno presentato esposto alla Guardia di Finanza di Bassano per la consegna dei documenti e tutte le cose scritte nel deposito della Corte dei Conti sono state anticipate alla Procura della Repubblica di Venezia. Io credo che non abbiamo potuto fare una denuncia esplicita per truffa ai danni dello Stato, ma secondo me c'è questo aspetto. E questo diciamo è la parte destra del mio intervento che è fortissima, cioè noi dobbiamo, io in questo diciamo 4-5 anni che mi occupo di Pedemontana, ho cominciato a ragionare con le persone con cui siamo partiti in provincia di Vicenza, a Trissino, a ragionare come se fossimo, cioè non decarbonare molto più semplicemente come quelli che a un certo punto hanno deciso di salire in montagna, tanto ci sono stati, non avevano un fucile, non avevano nulla e poi hanno fatto resistenza. Quindi ragiono in questi termini sul piano istituzionale, però voglio restarci, non è che voglio andare al di fuori del piano istituzionale, per cui tutti i ricorsi, i processi, gli accessi possibili, cioè tutti gli accessi possibili immaginabili e le costituzioni in processo vanno fatte. Costano soldi, costano un sacco di soldi, ma è una partita che va giocata, quindi questa è la testimonianza positiva. L'aspetto però che io non ho capito, e rispetto all'intervento di Carlo c'è una cosa che voglio dargli informazione, che Mantovani sta progettando il quarto lotto da Pedemontana, si chiama Valsugana. Su questa partita, avendo avuto l'esperienza di Pedemontana, io ho fatto una domanda molto semplice in un'assemblea pubblica di presentazione via valutazione di impatto ambientale al soggetto che la presentava, paradossalmente doveva essere Mantovani a presentarci il progetto, ma invece c'era l'ingegner Vernizzi con il suo, sembrano Batman e Robin, no? Con Fasiol, che presentavano il progetto, no, ma hanno degli aspetti che bisogna divertirsi anche un po', però se non fanno ridere. Presentavano, e ho chiesto la documentazione economico-finanziaria per conoscere questi aspetti di cui lei ci ha parlato stasera. Beh, quelle carte anche in via sono segretate. Allora io ho preso la briga di cercare di capire cosa vuol dire la via, da dove deriva la via, no? E mi sono accorto, mi aiuti se questa è la domanda, se mi sbaglio, no? Che tutti gli aspetti economico-finanziari per la normativa europea e anche per la normativa italiana non possono essere sottratti in fase di valutazione. E invece noi ci troviamo l'analisi costi-benefici, cioè noi possiamo vedere qualunque particolare del progetto che è fatto male, perché sono valutazioni di impatto ambientale sul progetto preliminare, no? Ma possiamo vedere qualunque stupidaggine, comunque nascosta, perché chi ha un minimo di, anche uno studente di istituto per geometri capisce che quello che è fatto con i piedi, fatto apposta con i piedi, no? Però non possiamo vedere l'antefatto che porta all'approvazione da parte della regione e a dare il consenso all'interesse pubblico. Mentre la norma europea ci dice che l'informazione ambientale è fatta anche di questi aspetti economico-finanziari. Ecco, su questa va fatta una partita politica anche, per cui è un'assemblea del Movimento 5 Stelle e io credo che chiunque si candiderà alle elezioni politiche debba fare questa partita. Cioè le informazioni economico-finanziarie devono entrare nella definizione della valutazione di impatto ambientale. Una polemica tra me e Francesco è che una delle presentazioni che faceva, io gli ho mandato la normativa sull'informazione ambientale, un amico mi ha detto no, ma io voglio quella economica, no, ma in ambito europeo si chiama informazione ambientale, cioè tu mi devi dire l'analisi costi-benefici, le critiche che tu fai. In Regione Veneto non c'è il CIPE, ma queste cose vengono sistematicamente approvate dal NUV, Nucleo Unificato di Valutazione e Verifica, composto dai 3 principali segretari dei dipartimenti, sono i 2 dipartimenti che diciamo economico-finanziari e Vernizzi che è il dipartimento infrastrutture e lavori pubblici, no?
sistematicamente danno un parere favorevole e noi cosa vediamo in via? Vediamo il parere di questi soggetti che è sistematicamente positivo e l'analisi che fa il proponente della giustizia dei propri conti, al massimo se ci capita che in delibera gli sfugga le validazioni degli istituti bancari, ma hanno imparato a non metterle più queste cose, no? Ecco, la questione è come se facessero vedere la trascrizione di un'intercettazione senza farmi sentire quello che dicono. Io invece voglio vedere tutti i conti, soprattutto quello che nell'arco di concessione è il passaggio al flusso di cassa, perché quello lì è il falso, non solo il falso del bilancio, ma la truffa ai danni dello Stato, perché a fronte di un ampio di 2,5 miliardi posso immaginare che il flusso di cassa sia, se per gli ospedali il cui costo è 150 è 1000, 100 è 1000, per un'opera che ha già adesso a detta di Zaia 2,5 dovrei immaginarmi 4, 5, 10, cioè spero non siano 10 volte perché sono una montagna di denaro, però questa cosa è insostenibile per il bilancio regionale, perché nel 2010, quando io ho interrogato Puppato direttamente su questa cosa, lei ha detto con chiarezza che il bilancio, a una risposta nostra dei comitati, uno dei primi incontri che facevamo, è già al limite, ma lo dichiara la regione stessa, i revisori dei conti dicono, il Puppato lo ha affermato pubblicamente, è già al limite non può avere ulteriore debito, insomma, l'indebitamento è giunto al limite. Quindi io mi domando, certo è un trucco contabile, non è solo un trucco contabile, anche c'è la legge che lo consente, però nei fatti no, non è possibile che io possa spendere da 2,5 miliardi arrivare a 5 miliardi come flusso complessivo, ed è quello che mi attendo per Pedemontana oppure per altre infrastrutture. Questo è voglio dire, la definizione del bilancio per se stesso deve essere vero, veritiero, non deve contenere dei trucchi contabili, voglio dire, cioè la normativa italiana è molto chiara su questo. Scusate. Questa era la tua domanda. Sì, questa era la questione di fatto del trasferimento della possibilità di accedere agli atti economico anche in fase di via secondo normative europee e questo aspetto del bilancio. Scusate. Io ho una domanda per il Ci sono altre domande dal pubblico? Faccio solo una parentesi. Per chi non le avesse confermate, le osservazioni sul progetto di abilistico qui a Rovigo, che non è in progetto finance perché non è sul testo, sul versante nord si possono firmare qui all'alto al banchetto, il progetto ovviamente dell'ingegnere Berminotti, e sulla scorta di quello che è stato detto e proprio sulla scorta di quello che si è sentito fino adesso, io penso che anche come comitati locali e tutto, come cittadini, bisognerebbe prendere un attimo più di coraggio quando ricorrere alla giustizia, perché ci sono dei diritti garantiti prima che ce li tolgano, perché purtroppo forse vede che più si va avanti e più pericolo è questo, cioè di non avere neanche più un diritto. Sì, io ho una domanda per il genere Ciccone. Tu hai tirato fuori prima il discorso del rapporto con lo Stato, no? Parlo. Il rapporto con l'Europa. Allora hai anche detto che c'è una direttiva europea sulle concessioni, che non è ancora approvata. Quando verrà approvata, potremmo pensare che la Pedemontana e tutte queste opere siano in contrasto con questa direttiva e quindi facciamo ricorso i comitati, i gruppi eccetera alla Corte europea, o possiamo attraverso un parlamentare europeo, sto pensando a Zanoni per esempio, che ha fatto delle cose in questo senso, o altri parlamentari, intervenire su questa problematica delle concessioni project financing italiani? Prima domanda. Seconda, appunto sempre Zanoni ha fatto l'anno scorso una richiesta alla Commissione europea, appunto perché la normativa ambientale, la direttiva del 2004, la 2014-2004 non è stata rispettata secondo lui nel caso della Pedemontana. Un commissario ha chiesto, Potocci, mi sembra si chiami, sarà un polacco dal nome, all'ambiente, il commissario all'ambiente ha chiesto chiarimenti al governo italiano. Io non so, mi pare che li abbia dati, ma ovviamente continuano a dire che la convenzione non si può tirare fuori perché non è un atto di privazione industriale. Insomma, volevo capire cosa l'Europa può fare quando un paese come l'Italia sta facendo tutte queste cose contrarie al diritto comunitario e comunque sia sta creando un debito nascosto. Cioè, se almeno lì possiamo fare qualcosa. Dunque,
Noi al di là delle direttive europee, anche in relazione al nostro ordinamento, molte di queste operazioni sono fuori dalle regole. Per esempio la valutazione di impatto ambientale da questo momento. Nell'ordinamento europeo, in tutti gli Stati membri, nella valutazione di impatto ambientale c'è necessariamente anche l'opzione zero. La valutazione di impatto ambientale serve per valutare anche l'utilità e la sostenibilità economica e ambientale dell'opera. In tutte le procedure di valutazione di impatto ambientale negli ordinamenti europei questo avviene. Alcune forze politiche hanno fatto riferimento in questo periodo, lo stesso Passera, all'introduzione in Italia della procedura francese del débat public. Dovrebbe togliere il reggimentivo dei tiri, però il débat public prevede la costituzione di un organismo terzo, l'obbligo per il promotore dell'opera, per il proponente, di presentare tutti i documenti di fattibilità anche economica, valutazione di costi e benefici dell'opera, che viene sottoposta al débat public, al confronto pubblico, con questa commissione terza indipendente che gestisce il dibattito pubblico e formula le proprie valutazioni in base a questo confronto a chi deve decidere. Noi siamo totalmente in deroga alle procedure con la legge obiettivo per le grandi opere, totalmente in deroga alle normative europee. La valutazione di impatto ambientale si fa di fatto sul progetto preliminare, nascondendo tutti i documenti, cioè non forniscono molto spesso perché non ci sono. L'esempio emblematico è la Torino-Lione. Quando è stato approvato la prima volta il progetto preliminare, a base c'era una previsione di traffico presentato da Pininfarina, presidente del comitato promotore della Torino-Lione nel 1991, valutazioni di proiezioni di traffico al 97 di un intasamento della linea storica. In quel momento sulla Torino-Lione passavano 1,5 milioni di passeggeri, la linea storica, quella esistente, e circa 10 milioni di tonnellate di merci. Nelle previsioni fatte con uno studio pagato dall'Italia e dalla Francia, presentato da Pininfarina, presidente del comitato promotore per l'alta velocità per Torino-Lione, si prevedeva l'intasamento della linea storica al 97 con 4 milioni e mezzo di passeggeri e 24 milioni di tonnellate. E a quel punto nello studio si sosteneva che la linea storica non reggeva più là di quello. Bene, si continua la storia, siamo a 20 anni da quella data, sono stati approvati altri 3 progetti preliminari. Sapete quanto è il traffico sulla linea storica oggi? 750 milioni di passeggeri da 1,5 milioni del 91 e traffico merci 2,8 milioni di tonnellate. Cioè basterebbero questi dati in qualsiasi paese normale per smontare quella grande opera. Il problema qual è? Che queste grandi opere interessano non sulla base dei dati del passato e delle esigenze future, interessano perché per l'affare di oggi, punto.
per le banche che fanno gli affari e le grandi imprese che realizzano i lavori. Se necessaria, fra 15 anni, perché questi tempi relatori Leone, a questi viene poi fregato di meno, anzi non mi interessa assolutamente nulla, questa è la caratteristica di queste grandi apparenze. Siamo nella totale illegalità. Se queste cose arrivano sulla Corte europea, io non ho dubbi che gran parte delle concessioni vengono bollate come illegittime, come è avvenuto al TAR di nuovo. Il problema è che alla Corte europea bisogna arrivarci. Sulla legge obiettivo, che secondo me è una legge illegittima, perché non si può andare in deroga alle direttive europee, perché nella nostra Costituzione, la modifica che abbiamo fatto con il referendum, le norme europee prevalgono sulle norme nazionali. Il problema è che su quella questione nessuno ha ricorso alla Corte europea che abbia legittimità per farlo. Sul tavolo europeo nessuna concessione delle nostre parti sono arrivate su quel tavolo. Adesso non sono un giurista dei meccanismi, bisogna avere un interesse legittimo, se non tra l'altro un tribunale nazionale può ricorrere a prima di esaurire tutta no, anche i cittadini possono alla Corte di Giustizia europea, non è necessario andare tramite le istituzioni, c'è un sistema diretto che il singolo cittadino, se sente violato un suo diritto o una società, un gruppo di cittadini, possono accedere direttamente alla Corte di Giustizia europea, la quale... Per esempio il parere dato dal commissario, il parere lo deve di un commissario, sì, non ha nessun valore giuridico. Il problema è sostanzialmente questo. Dopodiché ci sono alcune magistrature che non vanno oltre, vi citavo l'articolo, il comma 966, i 26.000 miliardi. Su quella norma c'è una relazione della Corte dei Conti del 2008 che definisce, non la ricordo a memoria le parole, più o meno testualmente, quel provvedimento del governo, cioè l'inserimento dei 23.000 miliardi di vecchie lire nel debito pubblico, parola testuale, un provvedimento anodino nei confronti delle future generazioni. Cioè ha detto al Parlamento italiano: l'avete messo nel culo delle future generazioni. Questo è la parola testuale. E in quella stessa relazione analizza il comportamento del management di FS SpA, TAP SpA e infrastrutture SpA, dicendo che erano dei folli, degli incapaci, che avevano fatto delle operazioni di derivati assurdi subito dopo aver acceso il mutuo, eccetera, eccetera. Dopodiché la Corte dei Conti si ferma lì. Non avvia nessun dichiara il management di chi ha fatto queste operazioni degli incapaci e degli irresponsabili, dopodiché non attiva nessuna azione nei loro confronti. Certe cose succedono anche perché c'è una disattenzione totale. Si diceva prima, se c'è un movimento che pone certe questioni, un organo, in questo caso amministrativo o contabile, che deve dare una valutazione, se c'è un'attenzione del contesto forte, non può non tirar fuori un giudizio tipo quello del TAR della Sardegna, perché le norme sono quelle ed è talmente evidente il contrasto delle forme contrattuali, delle procedure che utilizziamo rispetto alle direttive europee, ma anche rispetto al nostro ordinamento, che non possono sottrarsi. Si sottraggono, gran parte degli stessi TAR sono del Consiglio di Stato, sono di nomina sostanzialmente politica, quando c'è la disattenzione più totale, quindi possono esprimere dei pareri che
che magari leggono in pochi e non vengono diffusi. In alcuni casi io ritengo, quando c'è anche un sostegno, una mobilitazione dei cittadini, che bisogna ricorrere anche alla procura penale, perché nel caso per esempio del TAR della Sardegna, che dice che quel contratto è illegittimo e quindi nullo, sul piano del diritto amministrativo il ricorrente può anche ritirare il ricorso. Il Consiglio di Stato, in base alla norma, dice che quella sentenza è nulla, quindi non vale più. Ma nel merito c'è stata un'espressione e gli amministratori stanno andando avanti, portando avanti un contratto dichiarato da un organo amministrativo nullo, illegittimo. C'è o non c'è un abuso d'ufficio del dirigente che continua ad andare avanti con quel contratto? Dopodiché è vero che è stato sostanzialmente depenalizzato, ma una responsabilità nell'andare avanti anche sul piano penale sicuramente c'è, e in questi casi il ricorso l'esposto alla procura e alla Corte dei Conti secondo me va fatto, ma ripeto, a forza, se dietro comunque c'è un movimento dei cittadini che l'attenzione la determina, perché in questo mare magnum, diciamo, di compromissione fra politica e sistema delle nomine, se c'è il silenzio, i pareri di comodo si danno e gli esempi sicuramente ci sono. Direi di chiudere perché abbiamo già sforato, quindi grazie a tutti. No, però assolutamente negativo mezzanotte, altrimenti il comune, il consigliere Giovanni, ci fa pagare altri 100 euro. La dobbiamo scappare a mezzanotte, perché sennò questa cosa si trasforma in Grazie a tutti per essere venuti, buonanotte. Grazie a voi, grazie.